avanti con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali e buon lunedì 18 maggio, una data ormai che diventerà storica. Chiedo scusa, scivolato il microfono. Il bello della diretta. Dunque, una data ormai storica. Come storico è il periodo che abbiamo vissuto da quando il Covid-19 è comparso nel nostro paese. Data storica perché oggi l'Italia, il Veneto ripartono, riaprono bar, ristoranti, negozi, si riprende ad una vita, si spera, il più possibile normale. La responsabilità ora è nelle mani dei cittadini che dovranno rispettare quelle che sono le misure di sicurezza per evitare di tornare indietro. E riaprono oggi, dopo tanta attesa, anche centri estetici, barbieri e parrucchieri. E allora andiamo proprio dalla nostra Ilaria Marchiori per capire come i parrucchieri ripartono oggi 18 maggio. A te la linea, Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori. L'hai detto, una giornata storica perché oggi c'è la riapertura generale. Noi ci troviamo proprio qui all'interno di un salone di parrucchiere nel centro di Mestre, nel cuore di Mestre. Siamo nella zona del Candiani e siamo nel salone di Leo che l'ha aperto, insomma, e che ci ha concesso tra un cliente e l'altro, perché come potrete immaginare la giornata, insomma, è abbastanza incandescente con tutte le regole del caso. E allora proprio Leo ci spiega innanzitutto che cosa deve fare un cliente, una cliente non appena entra nel suo salone. Innanzitutto buongiorno Leo e grazie per questa opportunità. Buongiorno a tutti, intanto siamo super positivi perché sta andando benissimo. Oggi abbiamo cominciato solo io e la Viviana in due per proprio rodaggio, proprio poche persone piano piano. Allora, innanzitutto Leo, la interrompo un secondo, vediamo, vedete vero com'è attrezzato? La visiera, la mascherina, i guanti, dunque attrezzatissimi. Chi frequenta abitualmente i parrucchieri sa che non sarà facile per loro lavorare così, perché la visiera qui insomma sono sudati, fa un certo che, non si respira con la mascherina, ci sono i phon, il calore e soprattutto la stagione estiva che si sta aprendo, per cui sarà molto difficoltoso anche per loro, ma c'è ottimismo. Allora, premetto che la visiera non è obbligatoria, ma sono servizi che diamo noi, sono servizi aggiunti, come anche ad esempio adesso facciamo accomodare la cliente, la facciamo accomodare, si ferma direttamente qua. Quando si ferma, che cos'ha? Queste sono le borse che vengono messe, le borse personali, tutti gli oggetti anche del cellulare, portafoglio, cose. Poi dopo abbiamo messo a disposizione sia i guanti e anche la mascherina. Perché? Perché quando una cliente viene da fuori deve cambiarla, non deve tenere quella sua. E anche i guanti. Poi abbiamo messo anche il disinfettante per lavarsi le mani, tranquillo. Qui abbiamo messo il camice per il colore, per i tagli, mantelle. Poi dopo naturalmente la faremo accomodare, come vedete. Ecco, come vedete, Leo la interrompo, come vedete c'è un percorso obbligato da seguire. Lo vedete? Sì. Ci sono queste frecce gialle e nere. Noi abbiamo fatto proprio come un senso orario, che praticamente che la cliente viene accomodata subito al lavello, ok? Si accomoda. Come vedete qua abbiamo saltato 2 posti proprio per le distanze che dicono 1 metro, noi siamo stati molto più larghi. Abbiamo tenuto 5 posti, di cui ne perdiamo 5, ok? Uno che si tratta qua, ok? Poi abbiamo il secondo, come vedete qua abbiamo sempre i nostri posti naturalmente cerafonati proprio perché, e 6 naturalmente non passa di qua ma passa dall'altra parte. Eccole qui, le vedete, un secondo Leo che la raggiungo. Okay. E poi vengono fatti il servizio. Ogni persona che entra e esce e si siede e si accomoda sempre su quella poltrona, non può essere cambiato. Ogni fine servizio noi sanifichiamo la poltrona, la cliente naturalmente alla fine verrà dato un sacchetto dove mette il suo camice, finito il lavoro andiamo alla cassa, la facciamo accomodare. Anche questo è un servizio in più che abbiamo messo noi come sicurezza. Ecco, torniamo qui perché sennò non ci vedono tutti i telespettatori. Dunque vi abbiamo fatto vedere tutto il percorso, il giro del negozio.
Ci fermiamo un attimo qui, com'è stata questa ripartenza? Tante richieste, tante prenotazioni, come si è gestito? Allora, si è gestito benissimo, siamo sull'auto fino a fine maggio, va benissimo la grande. Oggi, ripeto, abbiamo preso poche clienti, non esagerate, per rodare, per cercare di capire come funziona. Ci stiamo organizzando molto bene. Fatalità Ilaria, sono contento che sei venuto in questo momento, che mi sono calmato apposta per te. Sì, infatti, perché lo specifichiamo, fino a poco fa c'erano già una cliente che se n'è andata, una che quando siamo arrivati stava uscendo, per cui il giro c'è naturalmente rispettando tutte le regole. Fuori che ci sta aspettando, infatti anche l'amico Angelo che mi sta aspettando, però stiamo andando benissimo e io dico sempre dai che ce la facciamo, torneremo più forti e più belli. Voglio dire anche una cosa, nonostante le difficoltà che ci sono state per questi 2 mesi di chiusura per i saloni di parrucchieri, non solo, però in questo momento stiamo parlando di parrucchieri, c'è un'iniziativa di solidarietà, una grande iniziativa che è stata messa in campo, quindi nonostante le difficoltà economiche i parrucchieri si sono organizzati. Perché, Leo? Allora, ci siamo organizzati tutto il Club Italia, che abbiamo deciso cosa? Visto che abbiamo i nostri soldati per questa guerra invisibile, io, i dottori, gli operatori sanitari, gli infermieri, abbiamo deciso noi tutti i parrucchieri d'Italia, Club Italia, abbiamo fatto questa opera di bene. Siete ospiti nel nostro salone per un trattamento di benessere per voi. Vi aspettiamo tutti, dottori, medici, infermieri. Perché? Perché voi siete stati... Premetto una cosa, che io non sono stato colpito da nessun parente, ci tengo a precisarlo questo, ma loro hanno lottato e stanno lottando ancora per noi, quindi sarei molto grato veramente di vedervi. Anzi, vi devo dire la verità, ho già avuto delle telefonate che mi hanno chiamato e devo essere sincero, mi sono commosso quando ho sentito una infermiera che mi ha raccontato certe cose. Io ho detto, vedo l'ora di conoscerti per ringraziarti. Ecco, avete sentito dunque difficoltà economiche, delle perdite, pure nonostante questo la voglia di aiutare chi in questi 2 mesi è stato davvero in trincea. Direi che è un'iniziativa di solidarietà davvero lodevole e che merita. Allora, se non ci sono altre domande dallo studio, Francesca, so che insomma avete tanti altri collegamenti da fare, una mattinata incandescente, tante le novità, noi lasciamo lavorare Leo e ci vediamo più tardi. Grazie a Ilaria Marchiori e grazie anche alla disponibilità di questo parrucchiere che ci ha fatto fare proprio una prova pratica di quello che succederà da oggi entrando in un salone per parrucchieri, ma immaginiamo che sarà così anche per quanto riguarda i barbieri. Poi ci collegheremo anche nel corso della mattinata con Lina Paronetto e Nicoletta Rizzetto da Treviso, e loro faranno invece un giro per quanto riguarda negozi, bar, ristoranti, perché insomma la ripartenza è iniziata ormai quasi completamente. Lo ricordiamo, restano al momento esclusi ancora alcuni settori che sono quelli che comportano un grande assembramento, per i quali le date sono destinate ad allungarsi, i tempi sono destinati ad allungarsi, quindi pensiamo ai parchi di divertimento, pensiamo alle sale bingo, sale gioco, insomma tutto quello che comporta appunto tante persone, che poi resta il rischio principale. L'appello è quello insomma al grande senso di responsabilità da parte di tutti, quindi mascherine e naturalmente distanza di sicurezza rispettata. Sono arrivate anche le parole del Premier Conte questa mattina, nel giorno della ripartenza. Gli italiani, ha detto il Premier, stanno confermando di aver fatto proprio quell'appello alla responsabilità, alla disciplina, al senso civico, che continueranno ad essere fondamentali e cruciali anche e soprattutto nelle prossime settimane. Il Premier ricorda che le regole di sicurezza e di distanziamento, tra queste l'obbligo della mascherina su tram, bus, su tutti i mezzi pubblici e nei luoghi chiusi accessibili ai cittadini. Qui è da fare però una annotazione, nel senso che sappiamo che l'ordinanza del governatore Zaia prevede l'uso della mascherina sempre quando si esce di casa, quindi anche all'aperto è necessario utilizzare la mascherina e naturalmente utilizzarla nel modo corretto, quindi coprendo bocca e naso. Certo, se prendiamo ad esempio i mezzi pubblici, continua il Premier, siamo consapevoli che in alcune particolari circostanze e in alcune fasce orarie non sarà affatto facile rispettare queste cautele, ma con l'impegno di tutti i cittadini e di tutto il personale dei servizi di trasporto e di tutti gli altri servizi offerti al pubblico riusciremo ad essere all'altezza di questa sfida.
Dunque dopo oltre 2 mesi e mezzo di lockdown si torna alla riapertura, si torna ad una vita ci si augura il più possibile normale. Naturalmente anche da parte dei cittadini c'è un modo diverso di approcciarsi, naturalmente la consapevolezza che il virus non se n'è andato ma continua ad esserci è alta. E arriva da Verona l'esempio, pochi clienti nei bar in Piazza Bra, in pieno cuore della città di Verona, lungo il listone, nel primo giorno di riapertura al pubblico. Molti locali stanno ancora predisponendo le misure di sicurezza imposte dalle normative e apriranno nei prossimi giorni. Il problema, a parlare è un edicolante della piazza, è che mancano i turisti e l'attività principale di bar e ristoranti sul listone in estate si basa sul turismo. Qualche cliente in più si vede seduto ai tavolini in Piazza delle Erbe, ancora priva degli storici banchi degli ambulanti, ma il flusso di presenze prima della pandemia è molto lontano. Chiaramente a pesare in questa prima fase sarà proprio l'assenza dei turisti. Sappiamo che le frontiere, se tutto andrà bene, perché l'occhio rimane puntato sulla curva epidemiologica, per cui i dati che le regioni sono chiamate a comunicare in tempo reale quotidianamente al governo resteranno diciamo così la boa da seguire, il faro da seguire in questi giorni di ripresa. Come detto, se tutto andrà bene, dal 3 giugno si apriranno le frontiere, chiamiamole così anche se non ci sono concretamente le frontiere interregionali, quindi ci si potrà spostare da regione a regione all'interno del paese, ma si apriranno anche le frontiere con i paesi dell'Unione Europea, quindi ci sarà un passo in più, ci sarà, quindi ci si augura un arrivo dei turisti, anche se sappiamo esserci questo accordo tra alcuni paesi europei che escludono l'Italia tra le mete per il turismo quest'estate, quindi anche da questo punto di vista il dibattito è molto acceso su questa esclusione del nostro paese, nonostante insomma i dati arrivati anche ieri a livello nazionale dalla Protezione Civile siano incoraggianti e ci siano tutti i parametri quasi in modo uniforme in discesa, soprattutto quelli più importanti in questo momento che riguardano il numero dei ricoveri e dei pazienti nelle terapie intensive dei nostri ospedali. Dunque step dopo step si torna alla normalità. Chiedo alla regia se abbiamo l'altro collegamento Skype, perché abbiamo visto il parrucchiere di Mestre. Dovremmo andare adesso in un altro salone in centro a Treviso per capire anche qui come si sta ripartendo con tutte le difficoltà del caso, perché comunque per clienti ma anche per chi gestisce queste attività la ripresa non è certo semplice, tante le normative, tante le accortezze che vanno tenute in questa fase e quindi insomma c'è da lavorare molto e anche da abituarci, perché come è stato detto da più parti nulla sarà più come prima. Io chiederei alla regia di far ascoltare un estratto del collegamento Skype che abbiamo avuto, che ha avuto il collega Christian Arboit ieri pomeriggio durante la nostra diretta insieme al professor Massimo Guerriero, biostatista ed epidemiologo. Lui insieme al professor Pomiero dell'ospedale di Verona, di Negrara, hanno effettuato uno studio epidemiologico campionario sulla città di Verona promosso dall'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrara. L'indagine è stata condotta su un campione statistico di cittadini veronesi, cittadini a partire dai 10 anni di età. E questi cittadini sono stati sottoposti a tampone test sierologico di laboratorio. Sentiamo quello che è emerso da questo test e poi nella seconda parte dell'intervista sentiremo il professor Guerriero che parla come a Verona si sia ancora lontani da raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. Sentiamo le parole del professor Guerriero. I veronesi in questo momento positivi, con tampone positivi, sono lo 0,7%, cioè 7 veronesi ogni 1000 residenti aventi almeno 10 anni di età
sono positivi a Covid. Questo cosa significa? Significa che questa proporzione ricalibrata sull'intera popolazione ci fa scoprire che 1645 veronesi sono in questo momento affetti da SARS-CoV-2 e oltre ad essere infetti sono anche infettanti, cioè potrebbero trasmettere il virus ad altre persone. C'era chi diceva che preso il numero degli ammalati, moltiplicandolo per 5 o per 10, si sarebbe trovata la diffusione del virus in città. Chi sosteneva il 10%, chi addirittura si era spinto a dire anche a livello nazionale che il 30-40% dei cittadini erano già venuti in contatto con il virus e che quindi non saremmo stati di lì a poche settimane molto vicini alla cosiddetta immunità di gregge. Beh, questo a Verona non è vero. Questo a Verona non è vero perché solo il 4,5% dei soggetti che hanno aderito all'indagine è risultata aver avuto una sierologia positiva, cioè abbiamo trovato traccia del virus nel loro sangue pur avendo un tampone negativo. Intanto arrivano delle notizie sul fronte dei bambini. Allora sappiamo che i bambini fortunatamente, e ce l'hanno detto anche la prima fase di test effettuati a Vo, sono la fascia di popolazione meno colpita, con dati davvero molto bassi. E lo studio adesso avviato dal professor Crisanti dovrà anche, tra le tante domande, tra i tanti punti ancora da chiarire intorno a questo virus che conosciamo ancora molto poco, è perché i bambini che si trovavano in nuclei familiari dove un componente o anche più componenti erano risultati positivi con sintomi, i bambini invece non registravano, non veniva rilevata la presenza del virus. Adesso però dall'Organizzazione Mondiale della Sanità arriva un'altra notizia, una sindrome infiammatoria multisistemica che può cioè coinvolgere più organi, è stata osservata in bambini e adolescenti e sembrerebbe collegata al Covid-19. L'allerta arriva appunto dall'OMS che sulla base delle segnalazioni giunte da Europa e America, Stati Uniti, di bambini ricoverati in terapia intensiva per una condizione di infiammazione sistemica con alcune caratteristiche simili alla malattia di Kawasaki, ha sviluppato una definizione preliminare per classificare tali casi nei bambini. Saranno naturalmente necessari ulteriori approfondimenti, bisognerà capire, si era già parlata nelle scorse settimane di una correlazione possibile tra malattia di Kawasaki e Covid-19, malattia Kawasaki nei bambini e Covid-19. Alcuni casi sono stati rilevati anche in Italia e da lì è partita proprio uno studio per capire se effettivamente queste due patologie sono collegate tra di loro. Adesso arriva questo tassello in più da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovremo quindi capire, naturalmente gli studiosi di tutto il mondo si stanno concentrando su questo virus per capire le tante sfaccettature ancora sconosciute nonostante dal 21 febbraio, data in cui è arrivato in Italia, ma ancora prima per quanto riguarda la Cina si sta cercando di capire che cosa sia, quali sono le conseguenze stavo dicendo, sono stati fatti molti passi in avanti perlomeno per quanto riguarda i possibili trattamenti farmacologici. Intanto Venezia la fase 2 è contrassegnata anche dal ritorno di uno dei servizi di trasporto più popolari, i cosiddetti traghetti da parada effettuati da speciali gondole in 2 punti lungo il Canal Grande. Stamane sono stati riaperti i traghetti di Santa Sofia, che serve in particolare il mercato di Rialto, e San Tomà, situato sulla curva del Canal Grande nei pressi di Palazzo Balbi. Ovviamente anche per i traghetti sono previste limitazioni al numero e alla distanza tra i passeggeri, appositamente segnalate con adesivi e cartelli predisposti dall'azienda di servizi comunali. Oltre alle indicazioni con gli orari dei traghetti e a quelle sui dispositivi necessari per poter salire sulla gondola, a terra ad 1 metro di distanza l'uno dall'altro sono posizionati 6 bolloni adesivi di colore verde per segnalare la distanza minima necessaria tra un passeggero e l'altro durante l'attesa. Insomma,
si riparte, lo ripeto, si riparte naturalmente con una normalità che normalità non è, perché molte cose sono cambiate in questi mesi, quindi sarà una ripartenza che coinvolge direttamente naturalmente gli esercenti e imprenditori, ma che coinvolge anche i cittadini che dovranno adeguarsi a tempistiche anche diverse, perché immaginiamo come anche per accedere ai bar sia necessario comunque rispettare naturalmente la distanza, e quindi come sarà diverso anche il nostro modo di approcciarsi. Nei ristoranti viene richiesta, si richiede, insomma, si predilige la prenotazione, insomma un modo diverso. Sarà anche un'estate diversa, per cui anche sulle spiagge si è messi al lavoro. Già da qualche settimana si era iniziato a lavorare, ma adesso con la possibilità di accedervi c'è naturalmente si testeranno quelle che sono le predisposizioni, e per cui il metodo di distanza, quei 10 metri quadri in ogni ombrellone, insomma ci sarà molto da capire. Sarà una settimana importante di sperimentazione, e poi man mano, con l'andare avanti del tempo, sperando sempre che i dati continuino ad essere così positivi, ci si abituerà anche a questa nuova normalità, questa nuova fase 2. Fase 2 che, come detto, riguarda anche bar, ristoranti, negozi. Intanto, lasciando per un attimo questa ripartenza, c'è una notizia di cronaca che arriva dal Padovano, esattamente da Campagna Lupia, perché questa notte intorno all'1 i vigili del fuoco sono al lavoro per un incendio in un fienile all'interno di un'azienda agricola alla Vaccheria a Campagna Lupia, come detto. Le squadre dei pompieri arrivati da Mira, Mestre, Piove di Sacco, con 3 autopompe, 2 autobotti e 20 operatori coordinati dal capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, evitando il coinvolgimento della vicina stalla, dove si trovavano oltre 200 capi di bovini. L'incendio ha interessato un capannone adibito a stoccaggio di rotoballe di circa 600 metri quadri, contenente oltre 3.000 quintali di foraggio, oltre ad attrezzature agricole. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del capannone proseguiranno in gran parte della giornata di oggi. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici del Vigili del Fuoco. Immaginiamo l'impegno, quanto sia stato difficile intervenire appunto per la presenza di così tanti quintali di foraggio che hanno sicuramente alimentato ancora di più le fiamme, e quindi un intervento non certo semplice, quindi si continuerà anche questa mattina. Allora, arriva intanto una nota di Ascom Padova, chiedo scusa. Gente in strada ce n'è, e questo deve essere lo stimolo per convincere i commercianti che stanno temporeggiando a ripartire. E queste sono le parole di Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto e Ascom Padova, facendo il punto della situazione sulle riaperture dei negozi. Aprire senza clienti sarebbe frustrante, osserva Bertin. Vedere che la gente prende coraggio, comincia a muoversi e a riappropriarsi della propria vita è una buona motivazione per riaprire. In Veneto, secondo l'associazione, la crisi rischia di lasciare a casa 50.000 lavoratori del commercio. Con le distanze una parte dei dipendenti non servirà più, conferma Bertin. I primi che pagheranno questo scotto saranno i nostri collaboratori. Per noi è una cosa sofferta, sono persone che conosciamo da una vita, e dobbiamo dire loro: non mi servi più per il decreto legge, perché mi hanno ridotto i posti, li terremo in cassa integrazione il più possibile per non abbandonare nessuno in questa situazione drammatica. Queste parole fanno tornare alla memoria la manifestazione che c'è stata
sabato, che c'è stata sabato a Treviso, dove erano presenti proprio commercianti, esercenti, ristoratori, baristi, ma anche artigiani, che erano scesi in piazza per dire: bene, noi riapriamo, siamo pronti, ci stiamo adeguando, però abbiamo bisogno di un aiuto da parte del governo, un aiuto economico più consistente, perché le perdite che abbiamo avuto sono state pesanti, e ripartire con queste misure necessarie sicuramente per tutelare la salute, ma sicuramente molto rigide, e che tolgono gran parte, insomma, dei clienti abitudinali. Ecco, per far fronte a questo e per non essere costretti a chiudere a breve perché le spese sono più delle entrate, abbiamo bisogno di un contributo del governo. Ieri sera abbiamo avuto in collegamento via Skype il sindaco di Treviso, Mario Conte, che tra l'altro era proprio presente in piazza sabato, in piazza dei Signori sabato, che ha fatto presente come, per quanto riguarda i contributi che erano previsti per i comuni capoluogo delle cosiddette zone rosse, bene, il Veneto non sia stato preso in considerazione da questi contributi. Sentiamo le parole del primo cittadino di Treviso. Io pretendo che il Premier Conte mi spieghi perché le province del Veneto sono state escluse dal ristoro di quei fondi e dalla distribuzione di quei 200 milioni di euro. Io sono ben contento che ai comuni e alle province della Lombardia siano arrivati quei soldi là, ma credo che il Veneto abbia dato molto in questa partita, sia da un punto di vista di vite umane, sia da un punto di vista di contagi, sia da un punto di vista di danni economici. Quindi noi pretendiamo di far parte di quella distribuzione di quei fondi. Io dico al Premier Conte che se non ci fisserà un appuntamento nelle prossime ore, prenderò la macchina e mi piazzerò davanti a Palazzo Chigi fino a quando il Premier, il Presidente del Consiglio, non si degnerà di ascoltare e confrontarsi con i sindaci del Veneto. Parole forti quelle del sindaco di Treviso Mario Conte, insomma, che fanno capire la situazione difficile che stanno vivendo in questo momento anche i sindaci che hanno... Scusate, sto cercando di contattare in tempo reale un altro salone di parrucchieri in attesa di andare a Treviso invece con Lina Paronetto e Nicoletta Rizzetto, per invece vedere com'è la situazione per quanto riguarda i bar e i ristoranti, che si stanno appunto riprendendo. Fatemi sapere se abbiamo anche Lina proprio pronta su questo. E invece vi volevo far vedere, proprio per quanto riguarda i commercianti, questo video emozionale realizzato dai commercianti di Montebelluna a poche ore dalla riapertura. Questo era di ieri e quindi era alla vigilia della riapertura di oggi. Vediamo questo video. Eccoci qui. Cara piazza, ti ricordi ancora di noi? Ti ricordi quando riempivamo le strade e quando le aperture dei nostri negozi scandivano le ore della giornata? Le nostre vetrine si facevano belle per te. E oggi finalmente siamo di nuovo qui. Siamo qui come comunità per dirti che animeremo ancora le tue strade con i nostri squillanti buongiorno da sotto le mascherine. Ci troverai sorridenti dentro le nostre botteghe. Pronti a ripartire da qui. Certo, un po' ammaccati e un po' provati da questo isolamento, ma positivi. Cara Montebelluna, sii forte, come lo sono tutti i suoi negozianti. E insieme sarà un po' più facile poter ricominciare.
flaming drops high above the chimney top. That's where you find me. Insomma, un bel messaggio, emozionante sicuramente, che immagino accomuni tanti negozianti, baristi che finalmente, ristoratori oggi, hanno potuto riaprire. Adesso ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi andiamo a Treviso con Lina Paronetto per vedere anche come la città si prepara, anzi si è già preparata e sta ripartendo. Tra pochissimo. Alle mie spalle, tra Piazzetta Teatro Dolfin, una città naturalmente che, come naturalmente alla pari degli altri capoluoghi del Veneto, si sta riattivando. Treviso, questa mattina abbiamo potuto assistere alle prime celebrazioni delle messe con i fedeli ancora ritornati finalmente in chiesa, abbiamo potuto vedere anche i negozi finalmente di abbigliamento, scarpe, pelletterie come quello qua accanto che stanno ripartendo o che ripartiranno nel pomeriggio, perché molti hanno scelto anche di conservare un po' l'orario consueto, no? Del lunedì pomeriggio piuttosto che riaprire. Abbiamo visto anche delle discrete code davanti ai negozi di parrucchieri, barbieri, perché anche loro, anche se lunedì, possono riaprire da questa settimana. E poi naturalmente c'è tutta la questione bar e ristoranti, no? La prova del 9 sarà un po' la pausa pranzo oggi, anche se naturalmente molte aziende sono ancora in smart working, quindi non è necessariamente così affollata la città come in passato, ma tantissimi sono quelli che hanno voluto concedersi finalmente il caffè, la brioche al bar, oppure l'aperitivo, no? A quest'ora. Eccoci qua, allora adesso noi entriamo nella caffetteria qui a Teatro Dolfin, Isabella, Roberta e Vania a gestire, anche se voi avevate comunque tenuto aperto, no? Isabella, anche in questo periodo com'era andata? Allora, noi siamo rimasti abbiamo aperto per asporto. Allora, la prima settimana facevamo solo le consegne a domicilio negli uffici, chi c'era. Nella settimana successiva e la scorsa abbiamo fatto solo per asporto, quindi la gente si metteva in coda, si prendeva il suo caffè e andava via. E devo dire che abbiamo anche lavorato, abbiamo lavorato bene, insomma. Valeva la pena di farlo? Secondo noi sì. E stamattina com'è andata? Stamattina abbiamo lavorato benissimo, un po' in difficoltà per gestire i clienti, per farli abituare alle nuove regole, alle nuove normative, però sinceramente abbiamo lavorato molto bene. Cos'è che la gente magari comprende di meno ancora in questo momento? L'uso delle mascherine, purtroppo, le distanze. Ma forse questo, l'uso delle mascherine e le distanze, però vedo che la gente ha voglia di ripartire, ha voglia di uscire, di stare, di parlare, quindi per il momento noi non possiamo lamentarci. È tutta un'altra cosa, caffè, brioche al bar? Completamente diversa, è come mangiare la pizza, quanto buona può essere, ma sul cartone, bere il caffè dentro il bicchierino take away, buono il caffè ma non è la stessa cosa. Infatti vedevo che proprio la gente stamattina si gustava il caffè nella tazzina, seduti a parlare. È forse un momento così della giornata da prendere. No, noi siamo state contente stamattina, devo dire. Tra l'altro la gente ha palesemente voglia di ritrovarsi, perché abbiamo sentito anche tanti che hanno detto noi avevamo questa abitudine, no? Di vederci, di trovarci al bar, eccetera. Lei giustamente ha detto adesso stiamo a vedere, stamattina c'era anche un po' il gusto della novità, della riapertura. È vero anche che è un lunedì, ma è anche vero che bisognerà aspettare qualche giorno per vedere l'effettivo contraccolpo, no? Secondo me sì, anche 2 settimane, 2 settimane per capire come ripartiremo. Sicuramente adesso è un po' il momento che la gente ha voglia di venire fuori e questo è indubbio. Senta, tra l'altro anche altri esercenti, negozianti che abbiamo sentito stamattina hanno detto adesso la palla passa in qualche maniera ai clienti, devono darci una mano a ripartire. Devono darci una mano per ripartire, certo. Purtroppo anche loro devono seguire delle regole, quando anche noi le dobbiamo seguire teoricamente, perché in data odierna non sappiamo ancora bene le regole da seguire. Ci siamo un po', barcamenate stamattina in base a quello che abbiamo letto, abbiamo sentito, però certo sì, indirizzare tutto quanto di nuovo non sarà facile, ma
un po' di buona volontà. Non è semplice neanche rimproverare magari il cliente abituale. No, non è semplice dire aspetti un attimo che ci sono altre persone, si tiri su per cortesia la mascherina, si è disinfettato le mani. Stamattina ci siamo un po' adattate, però ho visto che anche il cliente ci è venuto incontro abbastanza bene, sì. Benissimo, buon lavoro, in bocca al lupo allora. Grazie a voi, grazie. Questa dunque avete sentito, adesso usciamo, facciamo posto insomma anche per il distanziamento alle persone. Adesso staremo a vedere, dicevano giustamente, stamattina è voluto venire qui in pescheria a dare un po' la carica ai commercianti, agli esercenti, anche il sindaco Mario Conte, è andato a bersi il caffè, insomma ha cercato di dispensare sorrisi e ottimismo che sembrano effettivamente gli ingredienti che adesso servono, anche se resta da capire naturalmente quanta voglia avranno di spendere i clienti, i cittadini e quanto invece di risparmiare per una sorta di prudenza, perché sappiamo benissimo che la contrazione dei consumi sarà uno dei problemi veri che si vivranno in questo momento. Io direi, Francesca, che da Treviso, dal centro, per questo momento è tutto. Se avremo occasione vi richiederemo naturalmente la linea. Lina, e mi poi senti? naturalmente nel corso della giornata altri servizi. Dimmi, Francesca, sì. No, solamente due cose anzi al volo. Da quello che hai potuto vedere, hanno riaperto tutti coloro che potevano riaprire o c'è ancora un po' di, diciamo così, si attende, si aspetta? Sappiamo che alcuni negozianti, non specificatamente a Treviso, però insomma stanno dicendo aspettiamo ancora. Da quello che hai potuto vedere tu, com'è la situazione e la gente cosa dice? Quindi i clienti come stanno vivendo questa riapertura? Allora, non hanno riaperto tutti quelli che forse ci si attendeva, sono pochi oggettivamente quelli che hanno lasciato le serrande abbassate delle varie tipologie che noi abbiamo visto questa mattina, anche i bar eccetera. È anche vero che la giornata è un po' particolare, come dicevamo prima, perché il lunedì è una giornata con degli orari anche piuttosto particolari per categoria, insomma, no? Nel senso che ci sarà magari anche qualche bar eccetera che aprirà più tardi. Abbiamo visto effettivamente anche dei cartelli che annunciano che non si riaprirà. C'è chi sta polemizzando anche, no, con questi dispositivi eccetera, però l'impressione è che la gran parte di quelli che da oggi avevano la possibilità di riaprire abbiano riaperto. La gente è per oggi, quelli che abbiamo avuto modo di sentire noi, positiva, vuole essere ottimista, magari ha anche delle esigenze che non è riuscita a soddisfare fino adesso, l'acquisto, la piccola compra, quello che le mancava in casa e che subito è accorsa a comprare, a prendere. Non è detto che continui, però da chi voleva semplicemente ritrovarsi al bar a bere una cosa con degli amici, a chi abbiamo visto prima con Nicoletta è andata a comprarsi, che ne so, un ombrello, si riparte probabilmente dalle piccole cose. Questo è abbastanza normale dopo il periodo che si è vissuto e ci vorrà senz'altro un pochino di tempo per tornare alla normalità. Non lo vedremo probabilmente oggi quanti davvero riapriranno, quanti ce la faranno, lo vedremo nei prossimi giorni, perché c'è chi si è preso la giornata di oggi per pulire, c'è chi ci ha detto riapro domani, un paio di gioiellerie che abbiamo visto, per cui sarà una settimana senza dubbio di rodaggio questa che incomincia con oggi. D'altro canto, se pensiamo, c'è stato un anticipo, no, delle aperture, per cui magari non tutti erano pronti a questa data, qualcuno magari si era anche rassegnato a riaprire più avanti. Grazie davvero a Lina Paronetto e a Nicoletta Rizzetto per averci fatto un po' il focus generale della situazione in centro a Treviso, ma che immaginiamo essere quella delle altre città capoluogo. Grazie Lina, buon lavoro e torneremo a collegarci con te più tardi se ci sono ulteriori aggiornamenti. Grazie e buon lavoro. Grazie Dunque a voi, grazie. si riparte appunto con calma, per cui si riparte con tante precauzioni che sicuramente ci sono anche nei centri di parrucchieri. Buongiorno, io saluto Luca Vettoretti, parrucchiere con un salone in centro a Treviso. Buongiorno e ben ritrovato. Grazie innanzitutto perché sappiamo che siete oberati di lavoro e quindi le rubiamo poco tempo.
Mi sente? Niente, noi oggi fortunatamente abbiamo aperto, siamo contenti perché d'altra parte ci siamo organizzati bene, abbiamo 3 settimane belle piene adesso con gli appuntamenti, anche se effettivamente 4 o 5 postazioni di lavoro le abbiamo dovute escludere per la distanza. Ecco, quante ne avevate prima e quante ne avete adesso, tenendo conto appunto della distanza di 1 metro? Beh, guardi, prima lavoravamo con 12 postazioni più 6 lavaggi. Adesso i lavaggi sono diventati 3 e le postazioni sono diventate 6. Ecco, ci può far vedere, spostandosi, naturalmente le immagini sono, però come vi siete organizzati, quindi come proprio anche le poltrone sono distanziate tra di loro? Immagino che ci siano dei clienti per cui eventualmente non disturbiamo i clienti. Certo. E le chiedevo, mentre come personale, quanti siete, quanti potete, ecco, vediamo quindi la distanza di sicurezza, lei è adesso sul pavimento, giusto? Sì, diciamo che noi abbiamo predisposto 2 entrate, una entrata ovviamente... una in entrata e una in uscita. Fortunatamente abbiamo 2 porte, questa è la porta che utilizziamo solo per l'entrata, dove abbiamo riposto il disinfettante per le mani e il regolamento. Poi ovviamente a terra abbiamo messo tutti gli adesivi per le distanze, qui vi faccio vedere. Ecco, finché lei si sposta, le clienti naturalmente dovranno arrivare su appuntamento all'orario prestabilito o potranno anche aspettare ed eventualmente dove dovranno aspettare, con che modalità? Ma diciamo che noi abbiamo sempre lavorato attraverso l'appuntamento, quindi per noi diciamo queste modalità non cambiano tanto, la cliente arriva con l'appuntamento e il tempo di attesa non esiste. Quindi sì, per quanto riguarda questa tipologia di regolamento eravamo abituati anche prima. Ecco, le poltrone adesso vediamo che immagino si stia avvicinando nell'area dove fate insomma i trattamenti. Ecco, le poltrone in che modo le avete predisposte? Ma semplicemente abbiamo chiuso degli spazi, abbiamo le poltrone, quelle che non utilizziamo, le abbiamo legate in questo modo con la corda. Queste sono le postazioni diciamo che utilizziamo. Via le riviste, giusto? Non possono essere utilizzate le riviste che eravamo abituati a vedere nei centri di parrucchiere? Sì, esattamente, noi le riviste ovviamente sono bandite, abbiamo comunque diciamo, per quanto riguarda gli oggetti delle clienti li teniamo, li imbustiamo, abbiamo degli armadietti dove tutti gli oggetti diciamo, della cliente vengono riposti all'interno e poi vengono sanificati. Questi sono gli armadietti che utilizzano le clienti e poi ci sono i sacchettini diciamo, dove all'interno riponiamo gli smartphone piuttosto che le chiavi o quello che vogliono portare con sé. Diciamo. Ecco, è stata data la possibilità di allungare quello che è le giornate e anche gli orari di lavoro. Voi come pensate di organizzarvi in tal senso? Ma guardi, per il momento noi operiamo con 6 giorni lavorativi, quindi dal lunedì al sabato. Per quanto riguarda gli orari siamo più flessibili, però ovviamente vogliamo mantenere la qualità e quindi non andiamo oltre una certa ora. Ecco. L'ultima domanda, com'è questa giornata? Come la state vivendo? È il vostro lavoro, però dopo 2 mesi è un po' come il primo giorno di scuola? Esattamente, sì. Oggi è proprio è un ricominciare, quindi diciamo che non è tutto nuovo, ma è come se lo fosse. Ecco. Grazie mille, io ringrazio Luca Vettoretti, parrucchiere di Treviso, grazie e la lasciamo al suo lavoro, grazie davvero per il collegamento, grazie, buon lavoro e buona ripresa naturalmente. Anche a voi. Grazie mille. E adesso invece chiedo alla regia se riusciamo a metterci in contatto con Lorenzo Maier, perché oggi non è solo il giorno delle riaperture dei negozi, dei bar, dei parrucchieri, abbiamo visto, dei ristoranti, ma è il giorno anche della riapertura vera e propria delle chiese che non sono mai state chiuse perché erano comunque aperte per quei fedeli che singolarmente volevano raccogliersi in preghiera, ma riaprono alle sante messe. Quindi questa mattina sono state celebrate le prime
prime messe, naturalmente con anche qui misure molto, molto restrittive, quindi naturalmente l'uso della mascherina, questo lo sappiamo ormai deve far parte della nostra quotidianità, ma poi con delle distanze di sicurezza. Prima messa anche a San Marco aperta al pubblico. Allora facciamo un po' il punto di come è andata questa giornata su questo fronte con il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, com'è stata questa prima giornata? Ma diciamo che è stata una giornata sicuramente particolare, che è partita senza nessun problema. Chiaramente, come era previsto, è una ripartenza per gradi, molto graduale. Hanno molto giovato le parole dei vescovi, anche tra questi il vescovo di Treviso, il vescovo di Chioggia, oltre naturalmente al patriarca Monsignor Francesco Moraglia, i quali hanno raccomandato ai fedeli anche una certa gradualità. Così è stato, come doveva essere. Ripeto, questa mattina a San Marco una trentina di persone hanno partecipato alla liturgia del mattino, quindi siamo sui numeri soliti per un lunedì, quelli prima dell'emergenza Covid. Le parrocchie si stanno organizzando, tutto è andato bene. Ci sarà un'ulteriore prova anche nel pomeriggio, perché alcune parrocchie hanno la messa nel pomeriggio, non solo al mattino. Ci si è un po' distribuiti nel territorio diocesano. Alcune parrocchie hanno celebrato la messa questa mattina, altri lo faranno solo nel pomeriggio, quindi magari questa sera avremo un quadro più completo della prima giornata. E dispenser igienizzanti sono comparsi più o meno in tutte le parrocchie, anche in Basilica i sacristi e il personale di servizio che ha ripreso insieme a tutto, lo ricordiamo, anche il personale della procuratoria che ha ripreso da oggi a lavorare, perché la Basilica ha lavorato a ritmo ridotto, con un servizio di sorveglianza ridotto, non essendo aperto appunto al pubblico anche per le visite, per cui i sacristi hanno svolto, indicando alle persone gli accessi separati, l'entrata dall'uscita. Tutto si è svolto secondo il protocollo firmato dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Gualtiero Bassetti. Il Patriarca questa mattina dall'altare della Nicopeia ha voluto ricordare da un lato San Giovanni Paolo II, di cui oggi lo ricordiamo, sarebbe stato il 100° compleanno, quindi ricorre oggi proprio il centenario della nascita, e ha affidato Venezia appunto anche alla preghiera del Papa, ricordando la visita che Carlo Wojtyła aveva fatto in città nel 1985, e dicendo, tra l'altro, molto importanti sono state le sue parole, che questa crisi non ci deve lasciare come prima, per cui una ripartenza facendo tra virgolette tesoro anche dell'esperienza che abbiamo avuto in queste settimane di quarantena, un'esperienza che, come ha ricordato tra l'altro ieri nella sua bellissima omalia in cui ha concluso il percorso che aveva fatto dalla prima domenica di Quaresima, anche questa volta dalla Basilica della Salute, deve mettere al centro l'uomo, e dicendo che questa prova, questa ripartenza lenta di rodaggio graduale è un'occasione, un'opportunità per riscoprire il valore della preghiera e per mettere al centro l'uomo, che non deve essere lasciato solo. Un nuovo appello alle istituzioni affinché aiutino la città in questo momento di crisi. Grazie davvero a Lorenzo Maier, grazie e buon lavoro per averci aggiornato anche su questo importante capitolo della ripresa in Veneto. Grazie Lorenzo, buon lavoro e buona giornata più tardi, grazie. Dunque si riparte, restano ancora alcuni settori fermi, resta ancora un punto di domanda per quanto riguarda i servizi per i bambini. Nel DPCM
firmato solo, verrebbe da dire solo, in tarda serata, nella serata di ieri, dal 15 giugno possono ripartire i servizi per i bambini, quelle dunque insomma centri estivi, fattorie didattiche, tutte quelle strutture che possono accogliere i bambini. Ne parleremo dopo la conferenza stampa del governatore Zaia intorno alle 14:20 insieme al presidente della FISM del Veneto Stefano Cecchin, perché ci sono anche dei parametri molto stretti per quanto riguarda l'accesso a queste strutture, per cui non saranno aperte a tutte le famiglie ma solo con determinati parametri, quindi questo probabilmente sarà destinato anche ad aumentare la discussione su un argomento che ha fatto molto discutere in questi mesi, dove molte famiglie hanno denunciato l'assenza di misure a favore dei bambini, un po' dimenticati, e riversando sulle famiglie tutto il carico di lavoro, dalla didattica a distanza, la gestione proprio dei bambini, che diventa ancora più complicata in questa fase quando si riparte e le attività riprendono quasi completamente, quindi i genitori che tornano al lavoro, i nonni che rimangono una categoria a rischio e che quindi si cerca di proteggere evitando contatti troppo prolungati, e quindi appunto si dovrà capire tra pochi minuti, 5 minuti, vedo già la sala stampa della sede dell'unità di crisi della protezione civile di Marghera già pronta, aspettiamo l'arrivo del presidente Zaia, che probabilmente chiarirà anche questo punto, perché sappiamo come la regione Veneto abbia già da tempo anche per questo settore, proprio per il settore dell'accoglienza dei bambini, le linee guida, e quindi già pronte per essere discusse con il governo. Capiremo se c'è la possibilità di anticipare rispetto alla data prevista dal DPCM, quindi anticipare la data del 15 giugno. Vorrei far vedere un attimo, se la regia mi aiuta, il sondaggio che Antenna 3 ha lanciato ormai da qualche giorno, perché sapete come il tema delle elezioni regionali resti un altro dei temi ancora in ballo, con molte regioni, tra cui proprio le regioni che andranno al rinnovo quest'anno, tra cui lo sappiamo il Veneto, chiedono elezioni a luglio. Rimane un provvedimento del governo che prevede invece una finestra che va da settembre a novembre indicativamente. E allora noi vi chiediamo: elezioni regionali, meglio votare a luglio? Se volete rispondere sì, è sufficiente che facciate uno squillo allo 0422 16 26 691. Se invece la vostra risposta è no, allo 0416 26 990, il numero che dovete comporre. La chiamata è gratuita, è sufficiente appunto uno squillo. Il risultato lo daremo questa sera al termine della nostra trasmissione Ring con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, che vedrà diversi collegamenti con i ristoranti tra Padova e Treviso, con i colleghi Lucio Zanato e Federico Fusetti, e quindi andremo a vedere anche come proprio i ristoranti che ufficialmente riapriranno questa sera, salvo, come diceva la collega Lina Paronetto, già per la pausa pranzo, però insomma il grosso sarà questa sera. Vedremo come andranno le cose. E poi avremo in collegamento il sindaco di Treviso Mario Conte, e poi avremo Alessandro Bisato, naturalmente tutti i collegamenti via Skype, Alessandro Bisato, segretario del Partito Democratico, e poi insieme all'onorevole Marco Marin di Forza Italia e a Elena La Rocca. E poi intorno alle 22:20 avremo un collegamento via Skype con Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle e Arturo Lorenzoni di Veneto Che Vogliamo. Dunque anche con loro faremo un po' il punto di questa riapertura e di come stanno andando le cose. E aspettiamo dunque la conferenza stampa del presidente Zaia. Intanto ci sono altre dichiarazioni in questa giornata che io all'inizio ho definito storica, di riaperture da parte del Premier Conte, che dice: saranno mesi molto duri e complessi, non dobbiamo nascondercelo, come ho già detto più volte stiamo affrontando la prova più dura dal dopoguerra. Stiamo facendo l'impossibile per venire incontro in tempi ancora più rapidi alle esigenze di tutti. Con il decreto legge rilancio abbiamo introdotto nuove significative misure economiche attraverso cui rafforziamo ulteriormente il sostegno per i lavoratori, potenziando la cassa integrazione e il bonus per gli autonomi, che attraverso 2 tranche potrà arrivare anche a 1.600 euro. Vi ricordate che la prima era di 600 euro e poi è stata aumentata con i successivi provvedimenti del governo.
Stiamo facendo in modo che questi aiuti arrivino a tutti in maniera più veloce di quanto sia accaduto sino ad oggi. Questa è una risposta alle tante polemiche che avevano seguito la prima tranche di contributi, lo sapete, delle difficoltà di vedere nel proprio conto corrente queste somme che il governo aveva stanziato. Il Premier assicura che il governo è vicino ai tanti cittadini in difficoltà, troppo spesso invisibili, ai nostri giovani e alle famiglie che si sono rivelate uno straordinario ammortizzatore sociale. Nei momenti di crisi, conclude il Premier Conte, tornare alla normalità è un po' come imparare di nuovo a camminare. Lo Stato conta di esserci per rimuovere e superare gli ostacoli un passo alla volta, con prudenza e attenzione, in modo da evitare di cadere e tornare indietro. L'Italia tornerà a correre ed è quello che ci auguriamo tutti noi, perché, come abbiamo detto più volte, sarebbe davvero drammatico un nuovo lockdown, sarebbe una tragedia per molte attività, e quindi tutto nelle nostre mani, di noi cittadini, di dimostrare, come è stato dimostrato insomma dalla gran parte durante la fase 1 del lockdown, un senso di responsabilità, e quindi l'utilizzo delle mascherine, di tutti i dispositivi, e poi il distanziamento, le distanze di sicurezza, e tutto quello che ormai abbiamo imparato e che è diventato quotidianità per noi, anche perché lo ricordiamo, l'ordinanza firmata ieri in serata, subito dopo, era già pronta ormai da giorni, ma ieri il governatore Zaia ha enunciato quelli che erano i contenuti, però sottolineando come non potesse ancora porre la firma finale in attesa del DPCM, perché lo sappiamo, nella notte tra sabato e domenica, dopo il discorso del Premier Conte, quando ormai tutto sembrava concluso, dopo l'accordo che era stato raggiunto la notte precedente tra governo e regioni sulle linee guida, sembrava cosa fatta. In realtà poi la discussione si era accesa nella notte, e solo intorno alle 3 di notte, tra, ripeto, sabato e domenica, si è arrivata all'accordo finale. Però il DPCM è arrivato solo in serata, e subito dopo la firma sull'ordinanza regionale, e quindi insomma il governatore Zaia nell'ordinanza ha previsto delle sanzioni pesanti per chi verrà trovato senza la mascherina addosso, fino a 3.000 euro di multa, e questo per convincere, se non fosse sufficiente, tutte le indicazioni che arrivano sull'importanza della mascherina per evitare di contagiare, di essere contagiati. Si è scelto insomma la linea dura, che quando si parla di salute di tutti è assolutamente necessaria. Sono le 12:31, a minuti dovrebbe arrivare appunto il presidente Zaia. Aspettiamo di conoscere i dati sui contagi e soprattutto sui ricoveri in Veneto, i dati a questa mattina, che rimangono importanti, fondamentali, osservati, speciali, viene da dire, in questa fase. Lo saranno anche nel proseguo da qui al 2 giugno, quando si farà un nuovo punto della situazione, perché lo sapete, dal 3 giugno ci saranno ulteriori misure, ulteriori possibilità di spostamenti, soprattutto per i cittadini, quindi lo spostamento tra regioni, e quindi sarà fondamentale vedere questi dati. Ieri il Presidente ha portato i dati che erano stati registrati il 4 di maggio, e ecco il Presidente Zaia con tutte le novità di oggi. La linea Marghera. C'è l'avvocato a disposizione, poi. Ciò non vuol dire che io non conosca i regolamenti. Vabbè, grazie, buongiorno a tutti. Buon lunedì. Adesso mi abituo con i giorni della settimana, così non faccio più figuracce. Grazie e buongiorno a tutti. Passerei subito ai tamponi, poi 2 o 3 informazioni, domande, e poi vi lascio. C'è anche l'assessore peraltro che ha una comunicazione rispetto alle case di riposo oggi. Tamponi sono 513.000, 8,48, sono 7.114 in più rispetto a ieri. Vi ricordo sempre che abbiamo un guasto in una macchina, la macchina diciamo più importante. Il numero dei positivi sono 18.950, 11 in più. Quindi se volessimo proprio fare questo parallelismo sono 11 su 7.000, e quindi vi viene fuori subito il dato, cioè che è bassissimo.
L'isolamento sono 3.870 persone, ne sono uscite rispetto a ieri 109 persone in meno dall'isolamento. I ricoverati sono 592, sono meno 9, sempre metà Covid e metà non Covid. Le terapie intensive sono più 1, sono 51. Ovviamente i dati sono sempre in linea, insomma, con il trend, anche se c'è questo più 1. Dovremmo abituarci, perché andando verso la parte bassa sia dei ricoverati che delle terapie intensive, è ovvio che non possiamo immaginare che ci si vada all'infinito verso il basso. L'importante è capire se gli incrementi si confermano quotidianamente e se hanno un trend. I dimessi sono 3.187, sono anche ieri 8 dimessi. I morti sono in totale 1.803, purtroppo passati i 1.803. Invece quelli in ospedale, quindi di cui 1.322 in ospedale, comunque si fa più 6. I nati sono 79. Bene, allora dalla mezzanotte di oggi, quindi dallo 0,001 secondo di domenica, di lunedì, quindi noi abbiamo di fatto autorizzato tutto. Avete visto che sono state fatte le aperture, molti hanno già oggi aperto, magari c'è qualcuno, rispetto ad esempio ho visto delle palestre o altre realtà che ha deciso di aprire fra qualche giorno, o dei ristoranti che decidono di aprire a metà settimana, insomma, però i motori, anche se in molti casi al minimo, sono partiti, quindi abbiamo delle realtà che sanno che possono essere aperte, si sono organizzati, si organizzano. Penso che domani sarà la giornata clou, oggettivamente, perché anche il lunedì per molti ha rappresentato una giornata di transizione. Pensate a molte realtà, non so, gli acconciatori, piuttosto che molti ristoranti che sono chiusi il lunedì, o anche attività commerciali. In generale vi dico che noi abbiamo ricevuto un sacco di segnalazioni, soprattutto sul fronte di alcune delle lucidazioni. Dopo vi lascio l'avvocato Botteon, che è il materiale estensore di tutto quello che sono le norme, però voglio dirvi alcune cose macro che ci hanno chiesto. Intanto il tema dei mercati. I mercati sono autorizzati, sono state applicate le linee guida. So che magari qualche amministrazione comunale ha qualche perplessità rispetto ad eventuali controlli o al contingentamento, però ripeto sempre, si va nella direzione del buon senso, ma i mercati di ogni ordine e grado sono autorizzati, che vanno dal mercatino dell'antiquariato al mercato settimanale, piuttosto che alla vendita degli ambulanti che non hanno postazione fissa. L'altro aspetto fondamentale è quello dei ristoranti. Voglio ricordare che sul fronte dei ristoranti, per fare un resumé, e qui stiamo anche peraltro lavorando anche a una norma ulteriore che si tradurrà in una circolare, per quanto riguarda i ristoranti, hanno semplicemente l'obbligo dell'osservazione del distanziamento sociale, dell'uso della mascherina per gli operatori e dei guanti, però in generale, diciamo, il distanziamento è di 1 metro, di almeno 1 metro come previsto. Ovviamente con l'idea, sempre nell'ottica del buon senso, di un grande ricambio d'aria nei locali e del privilegiare le aree esterne. Quindi il mio appello che faccio ai sindaci, e so che i sindaci comunque non hanno bisogno del mio appello, ma lo dico, cioè, non definiamo l'appello, una considerazione che faccio: bisognerà fare 2 cose e incentivare al massimo e avere elasticità per l'ampliamento delle aree dei plateatici, magari anche in via temporanea, in via del tutto straordinaria, per un periodo, in maniera tale che ci siano anche delle valvole di sfogo, visto e considerato che la bella stagione ci aiuta. Insomma, un tavolo all'aperto vale di più di un tavolo al chiuso, questo è poco ma sicuro, fermo restando, insomma, che la messa in sicurezza ci debba sempre essere. Questo è un aspetto. Poi, rispetto alla circolare, vi dico già che stiamo lavorando a una circolare nella quale vogliamo anche chiarire una cosa, e questo aiuta tanto i nostri operatori turistici, ovvero: sono vietati i buffet? Sì, il buffet classico, dove tu vai davanti al banco
senza nessuna protezione, ti impiatti da solo il cibo e te ne torni al tavolo. Però faremo una circolare, avviso tutti gli albergatori che giustamente hanno segnalato questa necessità, dicono ci stiamo programmando per le aperture che avverranno in maniera solida, che so il 15 giugno piuttosto che il 1° di luglio in maniera importante. Fateci capire se i buffet, visto e considerato che ormai gran parte dei nostri albergatori utilizza la formula buffet, che è apprezzata anche dai turisti, dai nostri ospiti, sia gestibile comunque, e noi pensiamo di sì, ne abbiamo parlato anche con il Dipartimento Prevenzione, nel momento in cui il turista si avvicina al banco e ha modo di vedere, anche se protetto, magari ci sarà un plexiglass, ci sarà qualcosa che scherma un minimo, non è che uno deve fare un gabbiotto, voi sapete che io sono contro i gabbiotti di plexiglass, c'è un minimo di spondina, sta a distanza e dice guardi mi dia le melanzane grigliate, mi dia un po' di pollo, un po' di riso eccetera, e la consegna la fa l'operatore che impiatta e che è in sicurezza perché avrà la mascherina e i guanti. Quello a quel punto non è più un problema e penso che aiutiamo anche sul fronte della gestione, della programmazione e del personale i nostri operatori, e penso che questo sia un fatto chiaro. Fondamentalmente la formula è una formula stile self-service, no? Tu vai nella mensa, adesso passatemi questo esempio, dici mi dia questo, questo e quello e ti viene dato il piatto in mano. Quindi si sappia che i nostri alberghi continueranno ad avere la formula buffet, ovviamente con servizio. Se dopo un gestore decide di fare anche il servizio al tavolo, oltre alla consegna direttamente davanti alla postazione consegna del buffet, è una scelta diciamo, degli operatori. Per noi la consegna può avvenire al buffet in sicurezza. Vi dico anche che rispetto alle attività stiamo lavorando, ve lo dico per informazione, a tutta una serie di attività che vogliamo, in settimana ci lavoriamo, io spero che si riesca a dare il via dal 25, che sono attività relative al, se non il 25 ve lo sottolineo, se non il 25 maggio, magari per il 1° di giugno se proprio va male rispetto alle linee guida o quant'altro, rispetto a due comparti insomma, che ci stanno a cuore, perché comunque uno completa l'offerta turistica veneta e l'altro è un fatto ancora più importante che è quello sociale, il tema dei centri estivi. Il DPCM lo prevede, ovviamente lì c'è un tema di linee guida, di quant'altro, vediamo di fare un'ultima ricognizione che l'assessore Lanzarin farà rispetto a tutte le ricognizioni e anche le linee guida che noi abbiamo prodotto, che possiamo assolutamente produrre in qualsiasi istante perché le abbiamo già scritte, e pensare di sbloccare anche la partita dei centri estivi. Vi ricordo che vi avevo detto già ieri che sulla partita, ancora prima di vedere il DPCM, perché ieri quando vi ho incontrato non avevamo il DPCM, vi ricordo che vi ho detto che quella parte era stata stralciata, ma avremmo atteso perché comunque c'era un impegno di affrontarlo in settimana. Abbiamo visto che hanno deciso, non so, nottetempo, di reinserirlo, questo ci aiuta ad essere ancora più veloci. L'altro mondo è quello dei parchi di divertimento, dei Luna Park, e quindi tutto il mondo degli spettacoli viaggianti, della giostra e quant'altro, e di tutto quello che è affine. Siamo convinti che con delle linee guida, insomma con un lavoro che stiamo facendo, riusciamo a affrontare anche questa partita, io spero alla volta di questa fine settimana. Comunque vi anticipo già che in settimana io un'ordinanza su questi temi la firmerò, dopodiché ci saranno delle date in ordinanza, ma la firmerò. C'è il mondo dei cavalli, sto parlando dell'ippica, quindi ippodromi, che mi scrive e mi dice ma in altre regioni corrono. Io purtroppo devo ricordare che l'attività sportiva agonistica non è al momento autorizzata e quindi da nostre letture risulta che la corsa dei cavalli non sia autorizzabile. Sta facendo un ulteriore approfondimento. Giusto Botteone? Sì, come competizione, come gara, sì, come gara. Con pubblico, diciamo, con pagamento. Invece la pratica individuale. Sì, la pratica individuale sì, stiamo facendo una verifica di capire se la corsa dei cavalli, e stiamo parlando di materiale, cioè di un essere vivente che è il cavallo e che, come si può dire,
ha delle dinamiche particolari e se da un lato si può allenare all'interno di un ippodromo chiuso, cerchiamo di capire se riusciamo anche ad affrontare il tema della corsa, cioè dell'agonismo a porte chiuse all'interno dell'anello dell'ippodromo. Ma questo, guardate, siccome è una questione, sembra una banalità, ma poi si trascina dietro tutta una serie di problematiche, sono quelle dei dipendenti, sono quelle del benessere animale e tutta una serie di minestre che evito di stare qui a ricordarvi. Ultimo aspetto, quindi anche questo è un tema sul quale lavoreremo. Ultimo aspetto, poi vi passo la parola, c'è il tema dispositivi. Arrivano un sacco di segnalazioni di cittadini, molte le avete fatte anche voi, di cittadini non utilizzano la mascherina. Ecco, io vorrei ricordare che il Veneto, lo dico ai cittadini che mi ascoltano, ha affrontato questa nuova stagione, questa nuova riapertura con l'obbligo della mascherina, non per la volontà di fare nuove dittature, regimi o altre puttanate che leggo scritte da qualcheduno che pensa di aver capito come funziona il mondo, ma semplicemente perché l'apertura del Veneto è una riapertura importante, è una riapertura che va oltre, come si può dire, lo stabilito per il 18 da parte del DPCM. È un'apertura importante, tant'è vero che altri colleghi hanno fatto la scelta delle mascherine, penso al vicino Friuli Venezia Giulia che ha la stessa identica scelta. Non è la volontà di perseguire e di ossessionare i cittadini, ma il fatto di messa in sicurezza, ormai dimostrata scientificamente che salva la vita, è comunque un atto di responsabilità. Se davanti a tutta questa tragedia portare una mascherina significa un atto di violenza, vuol dire che non ci siamo neanche come comunità, perdonatemi se vi dico questo. Dall'altro voglio anche ricordare che le ammende dai 400 ai 3.000 euro che ho ricordato non sono un'invenzione mia, sono previste dal decreto legge del 26 marzo che prevede che chiunque trasgredisca a qualsiasi norma dei decreti, dei DPCM o delle ordinanze ha un'ammenda che va dai 400 euro ai 3.000 euro. Cioè, lo ridico, non è che ci siamo inventati la multa perché siamo dei lazzaroni, è previsto per legge ed è sempre stata presente questa multa. Tanto è vero che ogni tanto qualcuno di voi mi dice ma un caffè 400 euro, che è esattamente l'ammenda minima. Quindi non abbiamo inventato nulla di nuovo. Forse in questo paese la difficoltà è anche quella di premurarsi di informare i cittadini che poi prendono l'informazione, alcuni, pochi, come un atto di arroganza. Io ho solo ricordato che c'è una multa e che c'è da sempre. La prossima volta non ricorderemo la multa e quindi sarà una sorpresa. Cosa volete che vi dica? Una multa è prevista per su decreto legge del governo. E come tutti i decreti c'è la parte delle multe, definiamola così, delle ammende relativo al fatto che se uno non rispetta gli articoli previsti. E vi ricordo, ve lo dico a vostra tutela, che il non uso della mascherina come il non rispetto del divieto di assembramento piuttosto che altre attività che sono il distanziamento sociale, un ristorante mette tutti i tavoli attaccati perché vuole farci stare più gente, rientra sempre nella multa dei 400 ai 3.000 euro. Non è una mia invenzione, è scritto in legge e quindi ho solo voluto informare. Invito tutti a utilizzare la mascherina, almeno in questo primo periodo, perché per noi è fondamentale. Ricordo che se ci tornano su le infezioni, i contagi e i ricoveri, ci tocca tornare indietro. Tutto qua. Domande? Allora cominciamo con la tradizione della sinistra e della destra, in realtà oggi il primo dovrebbe essere la posizione che abbiamo, la tradizione che ha portato Filippo Tosato del Martini. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, intanto forse mi sono distratto, ho detto in settimana farò un'ordinanza riguarda gli spettacoli viaggianti in una parte del Tostre e i centri estivi. E i centri estivi, quindi in settimana e anche altro, adesso vedremo insomma. Ecco, quindi riguarda anche i centri estivi, insomma si va verso lo sblocco dei centri estivi. E per quanto riguarda un tema che era già stato sollevato ieri, mi rendo conto che è un tema complicato, quello del trasporto pubblico locale. C'è un'ordinanza in arrivo. C'è un'ordinanza in arrivo. A ore. A ore. Nel senso che è già scritta, la devo leggere
in maniera puntuale per capire cosa firma, ma è già scritto. Ma può anticiparcene per somiglia? La devo leggere. Però sostanzialmente da quello che ho capito si va in prosecuzione rispetto a quello che abbiamo già fatto, cioè nel rispetto delle linee guida. Nel rispetto delle linee sì. guida. Ecco, un ultimo accenno che riguarda appunto proprio l'uso dei dispositivi di protezione, no? Colpisce un po' il fatto che il governo abbia previsto nel DPCM è sostanzialmente una raccomandazione, si dice quando esci di casa non è necessaria la mascherina se viene garantita la distanza di sicurezza. Praticamente, secondo il governo, esci di casa con la mascherina in tasca, se proprio ti trovi a un panno di naso da qualcuno la indossi. In Veneto invece si è scelta una linea più severa, nel senso che si esce di casa protetti. Sì, non è una linea, scusami, perdonami, non è una linea severa, è una linea di responsabilità, premesso che il governo giustamente fa una linea guida nazionale che si rivolge a una comunità che ha avuto 1800 morti come il Veneto e a una comunità che non ha neanche visto il coronavirus. Vi ricordo che la norma è nazionale. Quindi dire che la pericolosità è uguale da Campione d'Italia a Canigatì, lo dice l'Istituto Superiore della Sanità, non è così, ci sono delle regioni dove il warning, l'attenzione è alta, media, mediamente bassa e bassa. Quindi il governo giustamente prende la condizione di minima, primo. Dopodiché siamo in una prima fase, in una regione che ha il coronavirus, siamo una delle prime regioni per coronavirus a livello nazionale. L'abbiamo gestita bene. Allora guardate, il tema è presto detto, no? Se è vero che fino ad ora è stato gestito bene perché abbiamo fatto delle scelte oculate, non è che noi ci divertiamo a dire ai cittadini dovete portare la mascherina. Io vorrei dire ai cittadini abbracciatevi, datevi la mano, fate come il virus non ci fosse più, ma non è così. Allora, inutile che parliamo sempre degli amministratori che devono pensare alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni. Ho firmato ordinanze che non sono state gradite in questi 90 giorni, lo sapete meglio di me. Questa è un'ordinanza che non è gradita, non piace neanche a me. Sono andato a camminare ieri sera, mi sono detto che tenere sulla mascherina, mi dà fastidio. Però dico anche, sto sacrificio, 10 giorni potevo farlo, che sono esattamente, se ci pensate, i 12 giorni che ci dividono da qui a fine maggio, e sono esattamente il periodo che abbiamo previsto. Se osservate, la nostra ordinanza dura fino al 2 giugno, periodo, guarda caso, finestra per eventuale reinfezione, quindi nuovi contagi, cioè da oggi, dall'apertura ai prossimi 10 giorni sappiamo come va a finire sta vicenda. Dico, mettiamoci anche la mascherina per proteggerci. Poi mi fermo qui e aggiungo solo una roba: se il senso di comunità che abbiamo e il senso civico che tutti invocano, il senso di tutto quello che ormai, cioè, siamo tutti, se fatica a portare la mascherina. No, lo dico, guardate, perché io penso che se fosse un farmaco salvavita, stiamo qui a discutere se dobbiamo prendere la pasticca oppure no. Noi, i nostri tecnici, lo considerano un salvavita. Facciamo sto sacrificio, guardate, non ci inquiniamo il sangue perché comunque non è che dobbiamo somministrare una terapia. Facciamo sto sacrificio, sti 10 giorni, poi vediamo come va, perché se i dati ci dicono che abbiamo avuto ragione e fortuna, è ovvio che la mascherina se ne va in una gestione comunque sempre oculata. Perché voglio ricordarvi che il DPCM dice portarla negli ambienti chiusi e nel distanziamento sociale dove non è possibile. Cioè vuol dire che dobbiamo girare con la mascherina? Cioè non è che vuol dire vado fuori e no, tu vai a camminare. Allora in Veneto ci cammini con la mascherina, nelle altre regioni, quelle che hanno applicato il DPCM, cammini, ti porti la mascherina ogni volta che incroci uno, perché se dietro alle tue spalle hai un vigile o uno che ti controlla, ogni volta che incroci uno devi metterti la mascherina. C'è scritto questo sul DPCM. No, perché non lo dico te, ma vedo di quel romanticismo su sta storia della mascherina. Forse qualcuno non sa leggere l'italiano. Nel DPCM c'è scritto che bisogna mettersela ogni volta che incroci uno, a meno che tutti non ti girino a largo e ce vediamo. Allora bisogna andare via con un tipo, vi ricordate il guardainfante? Sapete cos'è il guardainfante? È il sottogonna che portavano nel Settecento, quello per fare
quell'impalcatura, andiamo via con il guardainfante e in modo tale che tutti stanno distanti. Semmai l'assessore? Sì, no, noi no. Però insomma, magari una struttura che mantiene il distanziamento proprio fisico, tecnico, vabbè. Fate questo sacrificio ragazzi, ne abbiamo fatti tanti, questo non è il maggiore. Marco Bonnet. Sì, allora, ciao. Buongiorno Presidente, 2 domande. Allora, una un po' che riguarda i centri estivi, che non mi aspettavo la novità perché c'era stato detto che c'erano 2 ordini di problemi. Il primo di tipo economico, cioè che la FISM, le federazioni facevano presente che servono molti soldi per riattivare i servizi. Il secondo è che quando ci avevate detto che il tema era stato stralciato era per insanabili divergenze tra i 2 ministri. Sembra che abbiano risolto che l'abbiamo allora, volevo capire se questi 2 ostacoli, soldi e ostacolo politico, erano stati superati. L'altra domanda è più un retroscena, cioè si è scritto di queste tensioni tra i presidenti di regione nella notte con telefonate tra i ministri, che cosa è successo? Grazie. Sì, allora guarda Marco, allora rispetto a questi 2 punti, diciamo, il fatto che sia inserito nel DPCM deduco che abbia fatto trovare, come si può dire, un'intesa, che ci sia un'intesa. La notte precedente questo tema non è stato assolutamente affrontato. Ben venga che ci sia adesso. No, c'è un problema che non citano mai 03 ma 314, sì. Quindi fino ai 3 anni questo non c'è. Abbiamo da 314, lo 0-3 anni non c'è, che sarebbero i nido. Non è un problema. No, non c'è. Ma vabbè, noi adesso, sentite, ormai si è aperto un pertugio importante, c'è nel DPCM. Nel decreto ci sono i 150 milioni per i centri estivi, per tutte queste attività. L'assessore ha fatto un ottimo lavoro perché ha fatto le linee guida in tempi non sospetti, ha incontrato tutte le realtà, cerchiamo di mettere in fila tutto adesso penso che ci siano i presupposti. E quindi a livello risorse voglio ricordare che c'è questo stanziamento nazionale al quale noi vorremmo attingere e penso anche il fatto che se siamo i primi forse ci aiuterebbe anche meglio nell'operazione. Dall'altro il retroscena è molto chiaro, cioè ci siamo ritrovati con una prima bozza del DPCM alla quale dovevamo dare l'intesa sabato notte, tra sabato e domenica, nel senso che erano abbiamo visto sabato sera la bozza del DPCM, l'intesa abbiamo deciso di non darla perché non era praticabile, cioè le famose linee guida dell'accordo fatto con Conte il venerdì. Le linee guida delle regioni non erano neanche in allegato, cioè era tutto un po', c'era ancora linee guida, però ci sono linee guida nazionali, era proprio citato così, andate a prendervi il testo. Quindi si prestava a confusione che al di là del coraggio o della codardia del Presidente della Regione, dei Presidenti, ce n'era uno più problematico di fatto che è quello dei controlli, no? Se tu vai a fare i controlli e il povero gestore dice adesso che linea guida ha applicato, quella della regione non va bene perché c'è il DPCM dice che alla fine abbiamo fatto il Presidente del Consiglio, abbiamo chiesto di un incontro urgente con il Presidente del Consiglio, si è iniziato all'1 e finito alle 3:30, roba del genere, c'era anche il Ministro Boccia, Speranza non c'era, e abbiamo chiuso la partita con un impegno formale di citare nel DPCM le linee guida della conferenza delle regioni, è citato, di allegare come parte integrante del DPCM le linee guida. Non è passata la proposta, soprattutto diciamo in virtù della preoccupazione della campagna, ma anche di altri, del tema dell'analisi epidemiologica prima di aprire, quindi c'è una valutazione epidemiologica prima di dare l'ok alle aperture. Quelle che si sono fatte ieri in Veneto, se voi leggete la nostra ordinanza c'è scritto alla luce dell'indagine epidemiologica arrivata dal Dipartimento, dalla direzione prevenzione. Noi l'abbiamo fatta, nel senso che con i dati che ci ha dato il Ministero della Salute, la dottoressa Russo ha certificato che l'ordinanza è in linea con le linee guida e quindi si può aprire. Punto. Tutto qua sei Marco. Dopodiché lasciamo perdere sto travaglio di ieri. Io vi dico la verità, ieri a loro ho detto ore 17, se non arriva niente noi usciamo con l'ordinanza, appunto, cioè quindi noi saremo comunque usciti. Non esiste che creiamo informazione, effetto annuncio, diamo le linee guida e abbiamo atteso fino a ieri sera, che poi è arrivato a che ora? Alle 17? 17 abbondanti. Io l'ho fatto mettere in ordinanza comunque l'orario di arrivo. Sì, però diciamo il DPCM stilato
Tanto se voi leggete la nostra ordinanza, ho detto scrivete in ordinanza che ora è arrivato il DPCM, cioè che almeno resta agli atti che travaglio abbiamo avuto. Una precisazione, poi Zennaro, si prepara Emiliano. Il governatore De Luca si è imbizzarrito, però ha detto che insomma, il governo ha scaricato sulle regioni. Non so, guarda, non so perché ognuno conosce la sua regione, la sua sanità, non lo so. Guardate, io ho sempre anteposto davanti a tutto, ma non mi riferisco a De Luca, il fatto che dobbiamo dare informazioni e servizi e risposte ai cittadini, punto. Cioè guardate, se avessi dovuto guardare il DPCM di ieri sera, se avessi fatto il burocrate e se avessimo fatto i burocrati, se avessimo voluto stare lì a pignolare prima di firmare un'ordinanza con un DPCM del genere, molti avrebbero detto bah, però abbiamo deciso di andare avanti, insomma, dai. Posso? Massimo Zennaro. Sì, tre questioni. Allora, siamo ripartiti più o meno, insomma, hanno aperto più o meno tutti. Quelli che mancano sono i trasporti pubblici, perché sono ancora contingentati. C'è gente che ci scrive e dice: ma scusa, ma io devo per forza usarla, ma perché non hanno messo almeno i mezzi pubblici che c'erano prima? Con le limitazioni all'ingresso, perché lo sappiamo, ma almeno i mezzi che ci siano. Secondo, tutta questa questione del DPCM manca secondo me una questione di cui si era parlato tantissimo, cioè il tracciamento. È scomparso completamente dai radar quella questione là. Terza questione, è stata avanzata ho visto poco fa anche sui social, un appello per la cultura. Sembra che la cultura sia assolutamente dimenticata, perché tra le cose è stato aperto, sono stati aperti i centri commerciali, sembra quasi che un centro culturale possa fare più assembramento, magari fosse vero, possa fare più assembramento rispetto a un centro commerciale. Grazie. Guarda, io posso anticipare anche questo, cioè a questo punto, però non voglio creare aspettative che poi non riesco a mantenere. Abbiamo parlato stamattina in riunione. Tutto il tema della cultura, dei centri sociali, dei centri di aggregazione, i teatri, i cinema, cioè l'abbiamo verificato anche oggi. Tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Io sono disposto di metterci la firma. Però qual è il tema? Lasciateci il tempo di lavorare, perché abbiamo un DPCM che ci lavora tanto contro su sto fronte. E vi devo anche dire che anche il nostro servizio di prevenzione su teatri, cinema, centri sociali, cioè tutto quello che è aggregazione, dice ragazzi, però ripeto, io sono per affrontare il tema, chiuso ovviamente, sono per affrontare il tema che verrà trattato, ve lo dico già, in maniera paritetica tra cinema, teatro, centro sociale e altri centri di aggregazione. La stiamo valutando, Massimo, cioè, non ve l'ho detto semplicemente perché non voglio poi che qualcuno ci resti male perché non trova sta parte dentro. Stiamo valutando e ti dirò che è anche la più ostica, perché c'è il tema della prevenzione anche nostra, giustamente, che ci dice vabbè ragazzi, vabbè tutto, però non è che potete dirmi che 1000 persone dentro in una stanza chiusa, cioè sono come 1000 persone fuori all'aperto. Però insomma stiamo ragionando, cercando di capire come si può fare. Sono Zazzare? Sì, il tema invece dei trasporti pubblici, che è essenziale per... L'assessore De Berti ha preparato l'ordinanza assieme all'ingegner Pellegrini e mi ha detto che comunque stanno stimolando le aziende per riportare in quota, diciamo, lo status all'ante, no? Prima del coronavirus, come mezzi sul territorio. Ormai insomma è tutto aperto, quindi bisogna garantire il servizio, appunto. Emiliano Giacomuzzo Lanzani. Buongiorno. Ciao. Volevo capire se c'è un aggiornamento sui dati all'interno delle aziende. Vi ricordate che c'è proprio un lavoro fatto dall'assessore adesso erano diventate 79 le ditte, quindi 13.000 lavoratori, se c'è un aggiornamento e capire se è stazionario, se è fermo, se è sotto controllo. E poi questa non è una domanda ma una considerazione. Giorni fa le dissi: ma siamo sicuri che tutte queste normative, queste regole non produrranno costi aggiuntivi, ad esempio ai parrucchieri, insomma tutti quelli che stanno riaprendo? E le porto la testimonianza di alcuni, ad esempio parrucchieri, che mi hanno detto di rincari incredibili sui prodotti e addirittura per le famose mantelline monouso, quindi quelle plastificate che metti, togli per ogni cliente, e i prodotti proprio che utilizzano, addirittura spese di 1.000 euro in più rispetto al normale. I prezzi stanno salendo, so che non è colpa sua, ma
Guardate, allora, rispetto alle mantelline penso che non siano tutte monouso, si possono anche usare quelle che si lavano, c'è la disinfezione, per cui non è che bisogna necessariamente usarle monouso. Poi c'è chi fa una scelta aziendale, questo è un altro tema. Non si venga a dire che le linee guida che ha preparato la Regione sono linee guida tragiche, perché guardate che potrei quasi dire che potrebbero quasi avvicinarsi alla norma. Pensate, alla fine parliamo di distanziamento sociale, di mascherina e di disinfezione, non è che stiamo dicendo di smontare i negozi per fare, più di così noi non sappiamo come fare, ragazzi, non ve lo saprei dire, nel senso, mi spiace che ci sia qualcuno che se ne approfitta con i prodotti, che magari il prezzo del gel vada alle stelle o quant'altro, però oggettivamente non le ritengo linee guida inaffrontabili. Presidente, per quanto riguarda invece, come le chiedevo, l'aggiornamento... Stiamo andando avanti col censimento sulle aziende, fra l'altro abbiamo i test rapidi che stiamo facendo, fra l'altro abbiamo un blocco anche di aziende sperimentali. Guarda, il dato oggi non ce l'ho, però ti dico, anche ieri mi sono arrivate notizie di aziende che hanno 0 contagi. Penso che sia bassissimo, se no quasi tendente a 0, nelle imprese fatte fino adesso, quindi percentuali molto basse. Grazie. Prego. Giacomo. Scusami. Ciao. Potrebbe magari C'è una gran confusione, c'è attesa, c'è preoccupazione. Il DPCM dice da oggi i centri estivi all'aperto si possono fare, quelli al chiuso dal 1° giugno. Ci sono, che lei sappia, realtà che partono in questo senso? No, non abbiamo notizie, non lo so dire. Ma giustamente sottolinei te che comunque uno può leggere il DPCM e dire mi muovo. Sì, però poi pensa ai ragazzi della maturità, mi facevano notare che devono stare a distanza, quindi i 18enni invece devono stare blindati, i bambini di piccolini no, per cui... Il problema è che abbiamo trattato, Cristina, in tutto questo periodo, nel senso che ne abbiamo parlato spesso in queste conferenze stampa, il problema vero esiste proprio nella gestione e nelle linee guida da applicare. Però adesso lasciateci il tempo di approfondire questo tema. Presidente, chiederle Presidente questa, la patente di Guarito, è stato lei il primo a lanciarla, a che punto siamo con la sperimentazione, con quello dal punto di vista clinico che si sta elaborando? Guardate, stiamo parlando del test sierologico, cioè quindi il prelievo del sangue e la verifica della presenza qualitativa e quantitativa dell'anticorpo neutralizzante nel sangue. Cosa vuol dire? Vuol dire che se fai il prelievo a una persona e questi hanno gli anticorpi neutralizzanti, vuol dire che ha avuto l'infezione e se anche ormai è autoprotetta. Fermo restando che questa, diciamo, quando io ve ne ho parlato è una suggestione, no? Pensare che tutti quelli che comunque hanno gli anticorpi li possano avere certificati significa che tu hai degli individui che comunque hanno già la copertura. Non abbiamo la copertura, l'immunità di gregge, perché non ce l'abbiamo, se no non staremo qui a parlare di ste robe. Stanno andando avanti con la sperimentazione, sono fatte già migliaia di test, li stanno mettendo in fila, anche perché a tutt'oggi non esiste un processo validato. Stanno testando anche diversi kit di laboratorio per fare queste prove, e ci sta lavorando il professor Plebani dell'Università di Padova e il professor Lippi dell'Università di Verona. Abbiamo avuto peraltro un problema nell'approvvigionamento dei kit, oltretutto, di laboratorio. So che si sono trascinate per settimane il problema dei kit. Ciao Alde. Buongiorno Presidente. Prima domanda, sempre per i bambini. Il DPCM dice che i parchi che erano già aperti sono utilizzabili anche dai minori, quelli meno di 3 anni, e che possono essere utilizzate anche le giostrine. L'assessore Lanzarin ieri, se non vado errato, ha fatto un post invece in cui dice che le giostrine non sono utilizzabili. Sempre il decreto dice che però poi queste giostrine vanno pulite da parte dei gestori, che sono o i privati o i comuni. Farà parte anche questo dell'ordinanza che è attesa? Perché però ci vogliono linee guida. Sì, io l'ho dimenticato prima, sarà anche questa una parte, infatti ci è stata segnalata Alda, anche da
da parecchi genitori. Il problema non è il fatto che, come dicevi te, che sono autorizzate, il problema è le linee guida per la gestione di queste strutture. Quindi contiamo di mettere dentro anche queste appena sono predisposte delle linee guida. Considerate che fatto 100 tutto quello che è da fare, è inevitabile che resti fuori una piccola percentuale di cose o dimenticate o che vanno perfezionate, per cui questa è una di quelle. Quindi saranno utilizzabili le gestioni e qualche comune le dovrà pulire. Vediamo le linee guida con la prevenzione cosa ci dicono. Invece Presidente, nella sua ordinanza di ieri lei non ci sono più i guanti, ne avevamo anche accennato ieri, volevo capire un attimo di più il fatto che è sufficiente l'igienizzazione, quindi il gel, acqua, sapone, perché vi siete resi conto che con i guanti forse uno si sentiva più libero, più tranquillo e magari non lo era, o anche perché alla fine era difficile reperire i guanti, sono introvabili e costano un sacco? Ma guarda, tu hai toccato tutti e due i punti che sono le due risposte. Il primo, che abbiamo avuto segnalazioni da chiunque rispetto alla difficoltà di approvvigionamento, e questo poteva essere sanato dicendo guanti o gel igienizzante, quello che scrivevamo sempre nelle ordinanze. A questo si è aggiunto un quesito che giustamente ha affrontato per la prevenzione: ma se non li trovi sul mercato, ma comunque ne hai un paio, non sono più usa e getta, c'è questo rischio? Poi noi veneti siamo un po' sparagnini, nel senso che non siamo degli spreconi, e quindi abbiamo detto che non diamo la stura a un fatto di igienizzazione che diventa un problema invece igienico. Quindi abbiamo eliminato il guanto e abbiamo detto ok, gel igienizzante. Ovviamente i guanti li devono utilizzare coloro che operano all'interno della somministrazione di bevande, alimenti, queste storie qua. Tipo in Vaporetto a Venezia è necessario avere i guanti, questa sarà gli avventori e gli utilizzatori è sufficiente che abbiano il gel igienizzante, assolutamente. Cioè, quella storia dei vaporetti e comunque del trasporto pubblico dei guanti nasceva con un'ordinanza nella quale si esordiva, se vi ricordate era stata la prima, era stata l'esordio, mi ricordo quell'ordinanza, non mi ricordo la data, parlava del trasporto pubblico locale e le prime uscite regolamentate, no? Che dicevamo ma se vai per strada devi avere i guanti, la mascherina, e c'è stata un'evoluzione. Ilaria Marchioli, poi di nuovo Fosa. Forse aveva un'altra domanda, Alda, se non sbaglio. No, mi pareva di aver capito. Sì, buongiorno Presidente. Ho fondamentalmente più domande che riguardano i dispositivi, cioè la mascherina. Allora, vista l'ordinanza, se abbiamo un lavoratore di un cantiere, che sia pubblico, che sia privato, che sia insomma stradale o non, viene sorpreso senza la mascherina, viene sanzionato, e se sì, chi paga la multa, posto che l'attrezzatura gli è stata fornita come da protocollo dall'azienda? Ma guarda, io penso, non sono un giurista, però penso che si possa fare innanzitutto una considerazione, che la mascherina si debba utilizzare quando non c'è il distanziamento sociale, prima roba sul luogo di lavoro, perché gli accordi sul luogo di lavoro dicono che ad una distanza dei lavoratori superiore al metro la mascherina non serve. Secondo aspetto, c'è una responsabilità individuale, cioè ti ho dato la mascherina ma non te la sei messa, magari stavi facendo un cantiere, la malta assieme a un collega, e questo io te l'ho data, questa è una responsabilità individuale. E poi ce n'è una, diciamo, definiamola collettiva, cioè del datore di lavoro che non ha magari fornito le mascherine. Penso che questo sia il dibattito. Chi paga la multa? Se è acclarato che la responsabilità sia individuale, deve pagare chi si rifiuta di farlo. Dall'altro però c'è anche l'obbligo della sorveglianza da parte del datore di lavoro. Essendo in Italia mi sa che la pagano tutti e due poi alla fine. E poi sempre sulle mascherine, lei prima ha detto una frase abbastanza forte: possiamo fare questo sacrificio per 10 giorni? Frase forte, non me dà la mascherina. Perché significa che, perché siccome appunto ovviamente tantissimi sono quelli che dicono non ce la si fa, adesso arriva il caldo eccetera eccetera, se i dati saranno buoni potremmo pensare di affrontare
a questo punto parte dell'estate senza mascherina, e qui mi rilaccio un'altra domanda, in spiaggia, sotto l'ombrellone eccetera, o chi cammina a riva o deve controllare i bambini la dovrà utilizzare? Cioè è tutto in divenire, lo capisco in base ai dati epidemiologici, però riusciamo un po' a Ho dare capito. qualche... No, sorrido perché mi viene in mente Edoardo De Filippo in Napoli Milionario, che dice: ha da passare nottata. Cioè, stai già parlando della spiaggia, delle mascherine. No, vabbè, ma scusate, ha da passare nottata perché? Intanto la mascherina DPCM vigente va utilizzata nei momenti in cui sei o è chiuso, DPCM vuol dire nazionale, oppure se non hai distanziamento sociale. Ti alzi dal tuo ombrellone, questo lo dice il DPCM, non lo dico io, e devi parlare con il vicino dell'ombrellone e ti metti la mascherina se vai sotto il metro, punto. L'uso obbligatorio della mascherina, come andrà? Ma ci sarà un'evoluzione, perché questa ordinanza scade il 2, se non ci saranno sorprese finisce che la mascherina diventerà semplicemente sarà da utilizzare solo in caso di mancato distanziamento sociale. Quindi in spiaggia c'è parasole, non te ne va con la mascherina, perché vedere tutte le persone col quadrato bianco in faccia fa schifo. Ci pensate alla bronzatura? Ma insomma è un problema risolvibile. In effetti non è granché. E poi un'ultima domanda, il Veneto per tutelare i suoi cittadini sta cercando di, viste le frontiere aperte eccetera, sta pensando di tutelarsi in qualche modo? Mi viene in mente la Sardegna al momento impone la quarantena, De Luca che chiude eccetera, come ci... No, guardate, intanto vi annuncio che noi abbiamo chiuso un accordo con Trento, provincia autonoma di Trento, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e vi annuncio anche Emilia Romagna, ovviamente stiamo parlando delle sole province confinanti tra le due regioni, quindi sto parlando per l'Emilia Romagna di Ferrara con Rovigo, quindi ci sarà un boato adesso nell'Odigino, e abbiamo avuto un sacco di fidanzati, morosi, morose che ci scrivono, e quindi la visita dei congiunti fuori regione con il presupposto che il residente deve essere residente di una provincia confinante dall'altra parte, quindi per Treviso sarà Pordenone, per il Friuli Venezia Giulia, per Venezia sarà Udine e anche Pordenone, per invece Belluno avrà Trento e Udine, perché ha anche un pezzo su a Sappada, ricordiamocelo, e per Rovigo ci sarà solo Ferrara. Questo è quello che accadrà. Ovviamente il tutto con un accordo firmato tra i presidenti, e c'è già per i presidenti che vi ho detto, Trento, Friuli, Venezia Giulia e Emilia Romagna, e poi la comunicazione ai prefetti, ai rispettivi prefetti. Ed infine vi voglio dire, con l'avallo per quanto riguarda il Veneto del parere del servizio di prevenzione. No, su Lombardia ne abbiamo parlato, ma al momento non c'è niente in piedi, e neanche con la provincia autonoma di Bolzano. Guardate che qui non è una questione di buoni o cattivi, è una questione di valutazioni. Dall'altro voglio anche ricordare, ne approfitto, questa è un'informazione che serve tantissimo ai cittadini. In Veneto non serve più l'autocertificazione per spostarsi, ma servirà per andare fuori regione in questo caso che vi ho citato. Cioè tu dici: parto da Treviso, vado a Pordenone, sono due province confinanti su due regioni diverse, a far visita a un congiunto o a una congiunta. No, c'entra niente, solo congiunti, perché per lavoro si può uscire fuori regione, per malattia, per salute si può uscire, per gravi indifferibili motivi, se è un funerale, un parente che sta male, si può andare o accompagnare una persona che non è autosufficiente, e quindi abbiamo aggiunto il congiunto, però solo nella provincia confinante. Posto? Verde Nord-Est, il collega, poi di nuovo Tosato, poi di nuovo Vanzani. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. È ripartito, stanno ripartendo tutti i settori produttivi, ce n'è uno che vive un po' di incertezza e mi riferisco alle fiere. I grandi poli fieristici, Verona ma anche
Longarone ed altri vivono un po' nell'incertezza. Alcuni hanno provato a portare le manifestazioni in modo così estemporaneo sul web, lo ha fatto anche Rimini con MacFruit, che farà una versione web a settembre, però non penso sia la via giusta, la via corretta. Ecco, penso a Fiera Cavalli a Verona, non penso si possa fare online. C'è qualcosa che lei pensa sia possibile fare perché si svolgano intanto ti dico che abbiamo già mandato 2 lettere come presidenti di regione a tripla firma mia, di Bonaccini e di Fontana, per sollecitare il governo per un intervento straordinario per gli enti fiera, per le strutture fieristiche. Noi abbiamo delle fiere importanti, Milano, ne cito una per regione, poi viene fuori il casino se no. Noi abbiamo Verona, Vicenza, Padova, insomma altre realtà, e poi l'Emilia Romagna, pensate alla fiera di Bologna piuttosto che di Parma. Detto questo, stiamo ancora attendendo risposte. Ovvio che le fiere sono un elemento irrinunciabile per noi, c'è un elemento di grande promozione economica. Pensate cosa vuol dire per Milano il mobile piuttosto che per noi il Vinitaly. Quest'anno per la prima volta nella storia ha saltato il Vinitaly. Speriamo di riprendere la stagione già dai prossimi mesi per le offerte fieristiche e quindi ritornare ai nostri calendari. Allora, Tosato. Sì, solo un dettaglio, come dire, metodologico. Prego. Ha detto che non ha ancora preso visione della delibera dell'assessore De Berti sul trasporto. Se devo leggere la bozza di ordinanza. L'ordinanza, certamente. Ecco, comunque sarà come in linea di principio un'ordinanza in linea con le linee guida precedenti. Assolutamente sì. Quindi non riserverà novità per quanto riguarda. Da come ho letto no. Grazie. Però lasciatemi che lo legga bene, insomma, sinceramente l'ho letta saltando molto velocemente. Prego. Sì, mi è sfuggito, l'accordo con l'Emilia Romagna è già stato firmato? Sì. Si possono già muovere? Firmato. Okay. Scusami, è firmato, adesso operativamente verrà segnalato alle prefetture. Insomma. Comunque, ecco, diciamo ai cittadini attendano la pubblicazione, quindi nei siti lo vedranno e poi potranno muoversi con l'autocertificazione, mi raccomando. L'altra domanda, Presidente, l'invito a stare tutti attenti, distanziamento sociale, mascherina, rispettare perché ne va del nostro futuro, altrimenti si richiude tutto. Attualmente abbiamo 51 ricoverati in terapia intensiva. Sì. Con il Dipartimento Prevenzione della dottoressa Russo e un po' con tutto il vostro staff, avete fissato l'asticella? Cioè quando è che si rischia di richiudere se va male? Certo, guarda, allora tecnicamente ancora no, perché stanno facendo un'elaborazione che abbiamo chiesto e soprattutto con l'ingegner Gubian e tutto quello che è il mondo dei modelli matematici che ci hanno seguito fino ad ora. Voi siete testimoni, insomma le previsioni sono state, diciamo, abbondantemente rispettate. Certo è che ne viene fuori che è fondamentale più che l'incremento. Se domani fossero 55 o fossero 60 è un dato spurio, il tema è i 7-8 giorni di incremento costante e soprattutto un monitoraggio della nascita di eventuali focolai sul territorio, quindi bisogna essere forti come prevenzione, come diagnostica, tamponi e circoscrivere i focolai. Ad ora non c'è nessun allarme di questo tipo. Avete visto che oggi su 7.200 tamponi io vi do il vuoto per pieno, perché poi i risultati sono magari dei giorni prima che avevamo 11.000 tamponi, sono 17 positivi, che saranno 17 sintomatici, molto probabilmente molti dalle case di riposo. Dopo l'assessore vi dà un bel dato sulle case di riposo. Se non considerassimo i negativizzati, ieri erano 22, oggi sono 22. Sì, sì, giustamente c'è il tema negativizzati, per cui se li considerassimo avremmo dimezzate sia le terapie intensive che... voi sapete che ci hanno dato come indicazione di considerare solo i positivi, però noi continuiamo a scriverli anche per avere lo stesso dato, insomma, che si segue. Però tanto è vero che stamattina in videoconferenza chiedevamo al dottor Rosi, che si occupa delle terapie intensive, una sua opinione. Mi dice: per noi ormai l'emergenza nelle terapie intensive non c'è più, abbiamo una ventina di pazienti Covid, ma che abbiamo ereditato da
da settimane di cura. Considerate che anche il carico del paziente, il +1 di oggi, probabilmente è un paziente che era all'infettivo, era in semi-intensiva, che non c'era fatta e ha bisogno di cure più intensive, cioè, poi questa è la storia. Non è un paziente caricato ieri che è andato in terapia intensiva. Buono. Sì, solo saprò Prego. Quindi se tutto va bene dal 2 giugno potremo togliere la mascherina. Se tutto Sì. Attenzione, perché poi il messaggio lo devo dar bene, non è togliere, avere la mascherina a disposizione nel momento in cui ci si avvicina alle persone e si va nei locali chiusi. Cioè vado in un negozio a comprarmi la maglietta, devo entrare la mascherina. C'è già. Quindi che poi non si dica che avevano detto che bisognava buttare via le mascherine, ce le porteremo dietro per un bel po'. Prego. Una domanda velocissima. Al supermercato sempre una persona per nucleo o si può andare in coppia insieme? Com'è la... Ma in teoria è decaduta l'ordinanza, è decaduta, nel senso che è decaduta quella che obbligava. Il consiglio che diamo è quello di evitare assembramenti, diciamo fai da te, se si può andare da soli è meglio, perché dobbiamo avere anche rispetto nei confronti di coloro che poi sono lì tutto il giorno al supermercato, non è che possono trovare la famiglia arriva col pullman. Dopodiché, visto che hai parlato di supermercati, vorrei chiarire una roba, perché vedo che c'è tanta agitazione sull'apertura domenicale. Prima roba, noi siamo riusciti con le ordinanze a chiudere la domenica supermercati e centri commerciali perché c'era una fase emergenziale acuta che giustificava giuridicamente un intervento d'imperio. Cioè i miei esperti giuridici, l'avvocato Botteon che è capo dell'avvocatura, mi dicono, e soprattutto anche il Dipartimento Prevenzione, come fa a giustificare un provvedimento di chiusura domenicale quando state aprendo tutto? Voglio ricordare ai cittadini, soprattutto quelli che forse non hanno ancora questa informazione, a volte mi scrivono commesse, la scelta dei giorni di apertura non compete alla Regione, è una competenza dello Stato. Volete la mia opinione? Per me dovrebbero chiudere tutti alla domenica, però non lo posso fare, non ho più la potestà giuridica per fare un'ordinanza, perché me li impugnerebbero dopo 2 secondi e mezzo. Tutto qua. Come informazione lo do, perché molti scrivono, pensano che abbiamo fatto la scelta di aprire la domenica. Non abbiamo fatto nessuna scelta, non compete a noi. Noi non possiamo più fare la scelta di chiudere la domenica, che è diverso. Tanto è vero, voglio ricordarvi che gli unici che hanno chiuso la domenica siamo noi, Friuli Venezia Giulia e la Lombardia. Fine. Non ha chiuso? Ah no, non ha chiuso. Sì, giusto, neanche la Lombardia, perché giustamente il DPCM diceva lasciate aperto tutto così evitate che ci sia accumulo. Quindi vi giocate una giornata in più per diluire l'afflusso. E la Lombardia infatti, avendo l'emergenza, ha deciso di tenere aperto. Quindi siamo gli unici che hanno chiuso, però adesso non ce la facciamo più. Tanto ora che anche il Friuli Venezia Giulia ha dovuto far come noi, a riaprire le domeniche. Allora a questo punto grazie e buon lavoro all'assessore Lanzalì e poi avete l'avvocato Botteon se avete domande. Poi chiudiamo tutto e parliamo di cose tecniche con l'avvocato. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Assessore, eccoci, mi pare che tu hai una comunicazione sulle RSA. Sì, prima faccio anche una precisazione, visto che ci sono tante domande sui centri estivi, no? Allora, noi avevamo fatto le linee guida, lo sapete, 0,6 prima, poi abbiamo fatto 0,14, quindi sia la fascia minori, quindi asilo nido e scuole materne, e poi tutto il discorso CREC. Venerdì pomeriggio, quando abbiamo fatto tutto il pomeriggio in sede tecnica con le conferenze delle regioni, con le altre regioni, in preparazione poi della parte politica che c'è stata la sera e che poi quindi ha maturato le linee guida unitarie delle regioni con quello che è successo venerdì e poi sabato, avevamo anche concordato quindi con tutte le regioni anche la parte 0,14, quindi anche con le misure da inserire, i rapporti rispetto alla fascia per i più piccolini, i rapporti rispetto quindi insegnante bambino rispetto a quelli più grandi. Il venerdì sera, aspetta perché faccio confusione, sì, venerdì sera questa parte qui è stata quindi stralciata, è una parola, però insomma il governo aveva chiesto di ritirarla perché non era o comunque voleva ancora riflettere su questa parte, l'abbiamo ritirata.
Sabato sera sono arrivate le linee guida del ministro Bonetti, quindi ministro della famiglia, quindi non ministra Azzolina, per capirci, che parlano di 3-14 anni e dicono invece per quanto riguarda i 0-3 anni le strutture attrezzate sui parchi, cioè, quindi genericamente in questo senso. Nel DPCM compare il discorso apertura dei 3-14, quindi dimenticano tra virgolette il 03, dal 15 in poi, di 15 giugno in poi. Questo per chiarire un po' l'evolversi di queste partite. Allora noi quindi questa settimana riprenderemo tutta la partita, come diceva il Presidente, 0-14, visto che le linee guida sono già pronte, hanno quelle anche condivise con le altre regioni, e farò anche un altro passaggio con FIS, Massonidi, ANCI, insomma con tutti i soggetti, e poi vedremo in base a questa ordinanza che annunciava il Presidente. Sono le riaperture, quindi comunque dopo il 15. No, per anticiparla. Il Presidente dice che già, cioè adesso dovremmo capire bene, però se è fattibile dal 25 oppure dal 1 maggio, insomma vedremo. Comunque questa settimana lavoreremo appunto per anticipare il più possibile, in base appunto a quello che riusciamo noi a anticipare, anche l'organizzazione dei... Tutto, 0-14. Quindi noi inseriamo sia il 03 che manca delle linee guida, per capirci, nazionale, fino ai 14 anni, quindi tutta la parte dell'infanzia, asili nidi, scuole materne, e tutta la parte dei CREC, CREST, centri estivi, sapendo bene che non si parlerà mai di attività didattiche, perché questo insomma dipendono, se no, anche se non sono quelle non obbligatorie ma facoltative, fino al 06, ma di attività appunto ricreative, ludiche e di quant'altro, quindi saranno organizzate a moduli di questo tipo. Questo solo per chiarire insomma, ecco, i passaggi che ci sono stati su cosa noi. Altra cosa invece sono le linee guida che prepareremo per le attrezzature sui parchi giochi. Stiamo lavorando anche su quelle. Stiamo facendo Sì, con le giostre che poi sono diverse, cioè le giostre lo stesso, Luna Park, però specifiche anche per i parchi giochi attrezzati nei quartieri, nei parchi, eccetera. Su questo mi so... Le domande le facciamo dopo, ragazzi, poi intanto andiamo avanti con il resto, però alla fine facciamo un giro di domande. Allora, come da promessa invece, vi diamo il dato per quanto riguarda lo screening sulle strutture per anziani, quindi aggiornato rispetto all'ultimo dato che noi vi abbiamo dato, che era quello del 5 di maggio, quindi 14 giorni, insomma più o meno, insomma, quindi sono passati 14 giorni, è un dato positivo perché appunto continuando a fare screening in tutte le strutture, con anche il piano di sanità pubblica che prevede ogni 20 giorni, quindi il tampone, poi ogni 10 giorni serologico rapido e quant'altro, noi abbiamo visto che c'è una grossa flessione rispetto ai dati, e quindi gli ospiti positivi diminuiscono di meno 1,9%, quindi abbiamo meno 637 ospiti positivi, e anche gli operatori positivi diminuiscono del meno 1,2%, quindi meno 368. Cosa vuol dire? Meno 368 operatori, quindi il meno 1,2% rispetto al 5, e meno 637 ospiti, quindi il meno 1,9% rispetto al 5, sempre di maggio, quindi rispetto a 15 giorni fa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che chiaramente anche nelle strutture per anziani, che comunque rimangono sorvegliati speciali, anche qui il dato insomma è un dato che è in miglioramento e sicuramente che sta insomma diminuendo, quindi vuol dire che insomma anche in queste strutture, anche se ripeto rimangono sorvegliati speciali per quanto ci riguarda, insomma i dati sono sicuramente più buoni. Allora io anticiperei subito una comunicazione che doveva fare l'assessore Norinari di PD, l'assessore Portacini, poi facciamo un giro di domande su tutto. È la cosa che mi dicevi che dovevi dire. No, siccome si continua a chiedere, e la Mazzan giustamente ha sottolineato prima nella domanda, i parchi per i bambini sono pubblici e privati, ci sono anche tutti i parchi dei gonfiabili per esempio, che sono gestiti dagli operatori degli spettacoli viaggianti e dei giostrai, che ho incontrato anche questa mattina tutte le sigle sindacali, sia per quanto riguarda il Veneto sia anche per quanto riguarda il Friuli. Ho sentito Federica stamattina,
e anche tutte le strutture dei parchi divertimento che sono fisse. Ovviamente prima Zenaro chiedeva appunto dei centri culturali eccetera, la differenza, dove ci sono anche i cinema eccetera, la differenza è che ci sono cose al chiuso e cose all'aperto. Questa diciamo è la grande differenza sulla valutazione. E le linee guida le stiamo già definendo, sia per quanto riguarda i parchi, quelli tipo Gardaland, quelli fissi, sia per quanto riguarda gli aspetti relativi ai parchi stagionali come nelle località turistiche, sia per quanto riguarda gli spettacoli viaggianti nelle feste di paese. Ovviamente su questo fronte c'è anche tutta l'altra tematica che riguarda le pro loco, le manifestazioni all'aperto. Voi avete visto che il DPCM fa un'apertura su questo fronte, purché con meno di 1000 persone si possono riprendere gli spettacoli, anche se c'è un limite sulle linee guida che non è facilmente superabile. Parlo delle linee guida del DPCM, per cui stiamo affrontando anche questa partita da alcuni giorni, che è una partita che ovviamente anche chi opera nel mondo del turismo ci ha segnalato, perché ovviamente sono un aspetto importante su questo fronte. Allora, domande per Lanzarin sui due temi e Bottacin sul suo tema. Avanti, chi alza la mano? Verde Nord-Est, Emiliano. Poi vediamo. Vorrei chiedere all'assessore Lanzarin, ci ha mandato una mail in redazione un'imprenditrice nel settore dell'ipoturismo che fa appunto i centri estivi con i bambini, e ci scrive, questa mail ci è arrivata ieri sera: chi ha scritto le linee guida dei centri estivi si rende conto delle situazioni che dovremmo affrontare? 1. Arrivo e uscita distanziati di 5-10 minuti tra un bambino e un altro, 14 bambini per media 7 minuti di distacco di ingresso tra uno e l'altro uguale 98 minuti per ingresso e 98 per uscita. Dalle 8 alle 12:30 ci sono 270 minuti, meno ingresso e uscita rimangono 74 minuti di attività. Se poi di 14 bimbi 10 vanno in bagno per 10 volte, perdo 10 minuti, per sanificare sono 100 minuti. Soluzione: assumere una persona per ingresso e uscita e sanificazione bagni, un operatore, un supplente obbligatorio. Quindi con il mio sono 4 stipendi per 14 bimbi. Ma guardi, allora io capisco, però qui stiamo parlando di sicurezza sanitaria, stiamo parlando di protocolli che se non sono ancora arrivati vuol dire che anche da parte del governo centrale c'è molta cautela, ed è giusto e chiaro che sia così. Noi stiamo cercando di dare incontro a tutte quelle che sono le esigenze, consapevoli che questo implicherà costi aggiuntivi, dilatazione dei tempi e tutto il resto, però io credo che su questo non è che possiamo fare tante deroghe, ci sono dei protocolli e vanno seguiti. Ecco, è vero il discorso dei costi aggiuntivi, quindi ci auguriamo, l'abbiamo chiesto, ci sono anche dei soldi messi da parte del governo che vadano ad aiutare poi le strutture ad attrezzarsi. Noi per quanto di nostra competenza faremo la nostra parte su questo, insomma, anche nel chiedere questo. Giacomo Musso, poi diceva Emiliano Giacomo Musso. Emiliano, prego. Perdonate. Assessore, non è un attacco personale a lei. Io però non riesco veramente a capire perché tutto stia ripartendo e questo settore appunto dei bambini no. Quindi vuol dire, perché io ormai mi sono fissato su questa cosa, non c'è una reale effettiva certezza su se si possano ammalare e se possano essere veicolo di contagio, perché altrimenti non mi spiego come mai il governo non abbia coraggio di aprire e insomma di dare lavoro a chi è del settore e pace ai genitori. Ma io guardate, allora non c'è sicuramente da un punto di vista scientifico, mi sembra oggi chiaro rispetto sui bambini, sicuramente sono meno infettivi, questo l'abbiamo capito, trasmettono meno il virus, se ci sono positivi sono asintomatici, però insomma siamo in queste che
sono quello che sentiamo da un punto di vista anche dei vari virologi. È chiaro che quando parliamo di bambini, io credo, in cui il distanziamento insomma è molto più difficile rispetto a un adulto, ci sono tutte queste preoccupazioni, tutte queste cautele. Dopodiché sicuramente il discorso che in una parte è stato visto come quindi ingerenza probabilmente sulla parte scolastica, e quindi con il ministro Azzolina che ha avuto anche, insomma, questo l'abbiamo letto sui giornali, poi quindi mi baso su quello che ho letto sui giornali rispetto appunto al ministro Moretti che invece cercava delle politiche più di accompagnamento alla famiglia, probabilmente ha anche portato dei ritardi insomma rispetto a quello che stiamo vivendo e assistendo oggi. Non lo so, mi sembra proprio una presa di responsabilità che manca a chi dovrebbe insomma decidere. La collega, cambio argomento, la collega Vanzana prima toccava un tema, le giostrine dei parchi pubblici. Io sono un genitore e io le ho trovate aperte, funzionanti. Adesso non ho certezza se, e glielo chiedo, sia ogni comune fa per sé e se effettivamente poi i comuni seguono il protocollo di igienizzazione o no. Però ripeto, io le giostrine le ho viste aperte, sono state utilizzate per quanto riguarda nel personale. Io adesso non ricordo, chiederò all'avvocato Butteon perché in un DPCM precedente erano chiuse, mi sembra. Fino al DPCM di ieri erano comunque chiuse le giostrine, le attrezzature, tant'è che quella che abbiamo noi qui di fronte è tutta transennata. E quindi i comuni, diciamo, insomma, per far chiarezza, hanno l'obbligo di assicurare l'igienizzazione di queste giostrine? Allora, come funziona? È chiaro che se noi parliamo di giochi non comuni per i centri estivi e quant'altro, in modo perché c'è il pericolo appunto se ci sono dei giochi comuni, se non vengono sanificati, anche per queste strutture bisognerà utilizzare, adesso valuteremo e stiamo valutando con la prevenzione, dei meccanismi rispetto a guanti, igienizzazione, mascherine e quant'altro, perché poi è difficile comunque, voi capite, insomma, avere qualcuno, io credo, insomma, da un punto di vista organizzativo che pulisca la giostrina ogni... Cioè, pressoché impossibile, presumo, insomma, quindi dovremmo capire come assicurare lo stesso questa cosa. Grazie Assessore. Giacomo, chiudiamo e poi Marchioni, poi chiudiamo e parliamo con Butteon. Sì, una domanda per l'assessore Bottacin, se può spiegare meglio i contorni su cui state lavorando per quanto riguarda Proloco, Sagre, se c'è da aspettarsi una circolare, un'ordinanza ad hoc per queste, oppure se c'è libera tutto. Se mi fa capire un attimo meglio quali sono i contorni, perché diceva che il DPCM aveva già dato una sorta di via libera, ho capito bene assessore, e quindi... È in corso un esproprio proletario del microfono della avevi una domanda per me, tu Alda? Ah no, ok, perfetto. Io sì, però. La Marchioli, allora così facciamo, rispondi tu e lasci il posto a Bottacin sulle sagre delle fiere. Sì, mi scusi assessore, poi la lascio libera. Volevo collegare un secondo a quanto detto dal collega Emiliano insomma, centri estivi e quant'altro. La questione è delle famiglie e poi ricevo tantissime segnalazioni e richieste da parte di persone che gestiscono i nidi, quindi privati, che sono disperati perché non hanno lo straccio di una risposta, non sanno stanno navigando a vista perché appunto stiamo aspettando, però manca una data, si devono organizzare, devono capire. Ma questa settimana usciremo quindi con i protocolli ufficiali nostri divisi per fasce e anche con la data in base alla quale noi riteniamo insomma sia più possibile la riapertura, quindi nell'ordinanza che ha annunciato il Presidente usciremo anche con la data rispetto a quando si potranno riaprire. E parleremo ovviamente di tutto il segmento, noi quindi parliamo da 0 a 14, tutto il segmento. Grazie. Assessore Bottacin, poi la risposta a Giacomuzzo, poi veramente chiudiamo ragazzi perché sono andati oltre ogni... C'è un'apertura adesso non ricordo la lettera del DPCM, però si contrasta con due aspetti. Il primo è il divieto di assembramento e il secondo non è di carattere, come dire, di poco conto. C'è il divieto sulle linee guida di somministrazione di cibi e bevande e quindi le Proloco si sostengono con queste entrate.
per cui la valutazione dovrà essere fatta da parte del Proloco in merito a questo. Siamo in contatto, so che l'assessore Canella ha fatto anche una riunione recentemente con il Proloco e quindi bisognerà trovare una sintesi. Ovviamente si può fare secondo quelli che sono i limiti, i paletti che sono impostati dal DPCM, non è che possiamo fare quello che vogliamo. Bene, possiamo chiudere le telecamere e mettere l'avvocato Botteon sul trono. Vai, così almeno ti sentono tutti. Allora, avete spento le telecamere, ragazzi? Tutti a posto? Mi raccomando che no, questo... Le domande dei colleghi, l'avvocato Botteon, domande tecniche sull'ordinanza regionale, ve ne daremo conto questa sera, terminata la conferenza stampa, la lunga conferenza stampa del governatore Zaia, ma c'erano tante cose da chiarire, avete sentito anche l'assessore Lanzarini e l'assessore Bottacin, faremo il sunto di quanto è emerso nei servizi di questa sera. Vi ricordo il nostro sondaggio, vi chiediamo di darci la vostra opinione su quanto riguarda le elezioni regionali, vediamo insieme con il supporto della grafica, vi chiediamo elezioni regionali, meglio votare a luglio? Se la vostra risposta è sì, è sufficiente che facciate uno squillo allo 0422 1626 691, se invece per voi la risposta è no, 0422 1626 690, il risultato del sondaggio questa sera al termine di Ring, la chiamata vi ricordo è gratuita. E adesso un'analisi di quelle che sono le ripercussioni dal punto di vista psicologico di questa fase storica che abbiamo vissuto. Dovremmo avere in collegamento, se mi date conferma, il dottor Michele Canil, neuropsicologo, psicoterapeuta, per farci un po' un quadro di quella che è la situazione psicologica. Sappiamo delle tante richieste di supporto psicologico che stanno arrivando, ai tanti numeri che sono stati istituiti in queste settimane. Eccolo, lo vedo collegato. Buongiorno dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie per la sua disponibilità. Allora iniziamo. Io l'ho definito un momento storico, quello che stiamo vivendo, e questo giorno è un giorno che difficilmente dimenticheremo, come non potremo mai dimenticare quello che abbiamo trascorso, tutti questi mesi trascorsi, che hanno comportato diverse problematiche con le quali abbiamo dovuto fare i conti in queste settimane, in questi mesi difficili. Molti segnalano, dottore, dei disturbi del sonno, un'insonnia con la quale non si era mai dovuto fare i conti, ma che all'improvviso si è presentata, sintomo probabilmente dello stress psicologico vissuto in queste settimane di convivenza con il Covid. Senza dubbio è uno degli sintomi e degli aspetti più toccati in questo periodo, lo constatiamo noi sul territorio in modo quotidiano, e anche i numeri da parte, diciamo, degli enti ufficiali ci dicono che sono in aumento le richieste sia dal punto di vista farmacologico ma anche proprio di aiuto psicologico riguardo a questo. Quindi assistiamo ad un movimento di grossi volumi di persone che sviluppano sostanzialmente uno dei primi sintomi dei disturbi d'ansia e, diciamo così, anche post-traumatici. Il sonno ha un equilibrio delicato, chiaramente c'è una parte fisiologica dovuta alle diverse abitudini a cui tutti noi siamo andati incontro per la maggior parte, e un'altra parte, diciamo, di questi sintomi è dovuta essenzialmente al grado d'ansia, cioè a quanto è diventata permeante la situazione, e quindi le persone normalmente tendono a rielaborare, come ben sappiamo, di notte le situazioni, lo stato d'animo, un po' tutto si ripercuote. Assistiamo, diciamo, ad un pattern, cioè un insieme di sintomi dove c'è il disturbo dell'insonnia, magari un pochino l'ansia, magari un pochino il peggioramento dell'appetito, di tutte le attività, e per qualcuno cominciano a verificarsi anche in modo più serio degli attacchi di panico, che è un disturbo ancora più invalidante.
Lei in qualche modo ha elencato quelli che potremmo definire i sintomi psicologici da coronavirus. Conosciamo ormai bene quelli che sono i sintomi provocati dal virus fisicamente, ma ci sono poi quelli collegati dal punto di vista psicologico e che hanno sicuramente segnato e stanno segnando, perché poi non è finita la nostra vita, quindi proprio dei sintomi veri e propri. Dei sintomi veri e propri che ci attendiamo come categoria, nel senso che già ho visto che appunto in queste ore l'Ordine degli Psicologi del Veneto, ma non solo, anche l'Ordine Nazionale, sta un po' mettendo in allerta, perché come insomma abbiamo detto anche alcune settimane fa, è lecito, è plausibile attenderci una sorta di seconda ondata, non tanto di virus, ma purtroppo è il riverbero di quello che è stato lo stato d'animo psicologico. Normalmente ci sono dei sintomi che cominciano a farsi sentire un po' prima per chi ha vissuto male tutta la situazione, quindi sono i sintomi, i disturbi del sonno, l'igiene del sonno e i disturbi d'ansia. Poi faremo un po' i conti, perché in letteratura sappiamo che un pochino più tardi arrivano i disturbi post-traumatici da stress, dove non si tratta più di insonnia, ma si tratta di una vera e propria sintomatologia che va a interrompere la qualità del sonno. E quindi in tutte quelle persone che vivono con grave difficoltà il periodo di isolamento. Guardi, pensiamo solo a tutte le sperimentazioni fatte nei decenni scorsi sull'isolamento sociale degli esseri umani, no? Tutti hanno messo in luce come sia essenziale per l'essere umano tenere in piedi la comunicazione, ma che deve essere fatta dalla presenza. Questo ha messo molti di noi a dura prova, quindi è plausibile attendersi che da qui, diciamo, al finire dell'estate insorgano delle situazioni che, come dire, hanno accumulato nel tempo un certo grado di malessere. Chiaramente questo per quanto riguarda il mondo degli adulti, ma potremmo fare delle altre specifiche sulle altre fasce d'età, perché ciascuno ha dei meccanismi di difesa e della resilienza, cioè delle capacità con cui far fronte agli eventi, che sono profondamente diverse. Prendiamo ad esempio gli adolescenti rispetto agli adulti, oppure anche la prima infanzia, i bambini rispetto agli adulti o rispetto agli anziani. Poi potremmo ampliare ancora il discorso. Ecco, allora lei ha toccato due fasce molto delicate, che sono gli adolescenti e i bambini, di cui si sta parlando tanto, con appunto una discussione accesa soprattutto da parte delle famiglie che accusano una mancanza di attenzione in questi mesi, di misure, di provvedimenti ad hoc, visto che la scuola è stata la prima chiusura che è stata registrata. Per loro quali sono gli effetti che state evidenziando e che un genitore deve aspettarsi di registrare nel proprio figlio, proprio per la mancanza di socialità e di quella che era la routine al quale il bambino e l'adolescente all'improvviso ha dovuto rinunciare? Allora io farei un opportuno distinguo, nel senso che se prendiamo la prima infanzia, i bambini fino all'età delle scuole elementari, giusto per intendersi, abbiamo un tipo di reazione che è diversa da quella che possono avere gli adolescenti, che, come dire, sono dei ragazzi che cominciano già a strutturare diversamente anche l'aspetto della socialità. Allora, sulla prima categoria abbiamo vantaggi e svantaggi. Perché? Perché i bambini da un certo punto di vista riescono a salvarsi grazie a una naturale propensione alla creatività, che ha chiaramente delle variabili diverse da bambino a bambino e da situazione a situazione. Però in qualche modo ci sono dei bambini che riescono in modo creativo a ricreare delle situazioni di gioco e quindi di apprendimento, perché sono molto legate le due attività, e altri bambini che invece sono andati molto più in sofferenza perché, come dire, per loro caratteristiche varie o di personalità non hanno quel contesto di socialità con altri bambini che è stimolante fondamentalmente, che li coinvolge in un gioco a due o più bambini e che quindi permette loro un grandissimo sviluppo del potenziale non solo intellettivo,
non solo creativo ma anche di apprendimento per la vita, no? Quindi il modo in cui stare in relazione. Ecco, in quei bambini lì c'è stata una grande fatica da parte dei genitori perché se li sono trovati, come dire, molto stufi, molto distratti e a volte aggressivi. È uno dei modi con cui i bambini, tutti noi da bambini, abbiamo manifestato il disagio. Allora in queste categorie di bambini bisogna prestare attenzione e bisogna andare un pochino in soccorso anche dei genitori che numerosi stanno chiamando me, ma come tantissimi altri professionisti, perché non sanno bene come gestire, oppure temono magari, molti mi dicono, temo che sia cambiato il suo carattere in modo stabile per sempre. No, non è così, però sicuramente questo tipo di esperienza connoterà un periodo, quindi lì dove è possibile io direi dal punto di vista sanitario, se la sicurezza c'è, sarebbe bene poter ripristinare un po' la socialità nei bambini, perché è importante, come abbiamo detto, per una serie di caratteristiche e non di meno per la pazienza dei genitori, giustamente, che sono messi a dura prova. Altra questione sono gli adolescenti, quindi tutta la fascia, diciamo, dalla preadolescenza, dai 12 su così, che come dire, invece mi dicono hanno una sorta di timore nell'uscire. Molti si sono spaventati, nell'adolescente ci sono delle parti adulte che si stanno creando, si stanno costruendo, e delle parti un po' meno adulte che si rifugiano nelle cose vecchie dell'infanzia, e quindi assistiamo tendenzialmente in questo momento ad una sorta di ritiro, cioè anche lì dove si dice all'adolescente guarda che puoi farti la passeggiata con tutti i dispositivi di protezione individuale, c'è una specie di atteggiamento eccessivamente di prudenza, e quindi vanno un po' incoraggiati perché giustamente forse bombardati da mille notizie in rete, da fake news e quant'altro, non hanno avuto modo di crearsi una solida base, e quindi magari c'è molto più spazio per dubbi, paure, incertezze. Come vanno accompagnati allora in questa fase, che è una fase di ritorno alla libertà tanto attesa, ma che contemporaneamente anche preoccupa noi adulti, a maggior ragione preoccupa i più giovani? Vanno accompagnati intanto, come dire, cercando di essere noi adulti in primo luogo responsabili, ma non solo per quello che diciamo ai nostri figli, anche proprio per il nostro stato d'animo, quindi insomma provare a capire se all'interno della famiglia abbiamo un ruolo un po' che tende un pochino più alla preoccupazione o più alla rassicurazione, e quindi in base a quello provare a capire in che modo trasmettiamo magari le informazioni, le opinioni, gli stati d'animo. Questo è importante perché lo sappiamo da sempre, ce l'ha detto Freud, ma ce l'ha detto sostanzialmente ogni genere di ricerca importante, che il clima familiare viene molto assorbito nel momento in cui siamo bambini o adolescenti. Quindi partiamo da anche una sorta di stato d'animo più neutro, proviamo a trasmettere che ciò che, come abbiamo sentito prima, diciamo nella precedente diretta, trasmettendo bene ciò che si può fare va fatto in sicurezza, e quindi è possibile aprire un pochino gli orizzonti e invitarli a riuscire a fare, diciamo, le attività, anche quelle sportive, piuttosto che provare a, come dire, a ricostruire almeno virtualmente un po' la propria rete di amicizie, fin tanto che si potrà ripraticare qualcosa in gruppo in tutta sicurezza. Però, come dire, vanno un pochino incoraggiati gli adolescenti, almeno questo è un po' la situazione che si verifica. Ovviamente in questo dato un po' generico mancano le fasce più piccole, quindi anche lì ci sono alcune fasce di adolescenti che hanno seriamente sviluppato un disturbo da attacchi di panico, e quindi va trattato in qualche modo, e quindi io do sempre questo consiglio, cioè di non attendere che i sintomi diventino troppo grandi, cercare subito di porre rimedio, prendete contatti, ci sono i servizi,
abbiamo un sacco di risorse, soprattutto nel nostro territorio, quindi non attendere troppo lì dove ci sono già dei sintomi abbastanza chiari. Per accompagnare gli adolescenti, però anche noi adulti e i bambini, anche noi adulti abbiamo bisogno di in qualche modo essere accompagnati, cioè non dico sconfiggere, però affrontare quelli che sono i sentimenti che in questo momento tutti proviamo. Aspettavamo questo giorno, il giorno della riapertura e del ritorno a una sorta di normalità da mesi. Adesso che ci siamo però avvertiamo magari paure, ansie, psicosi. Come superarle, come affrontarle, che sono, immagino, normali in un momento come questo, sapendo che comunque il virus c'è sempre. Guardi, il primo consiglio, ma insomma è quello che diceva anche Socrate, di cercare di stare tranquilli e guardare quelli che sono i fatti. Voglio dire, in qualche modo dobbiamo riabituarci a qualcosa che abbiamo molto desiderato come adulti, cioè la ripresa della normalità. È un po' come voler aprire un portone, no? Che è rimasto chiuso, che sembra averci tenuto al buio, ma d'altronde era necessario, se non anzi indispensabile, e quindi questo aspetto così desiderato diventa ora addirittura temuto. Perché alcune persone ritengono o temono che l'altro, cioè l'altra persona, sia fonte di malattia, temono di poter contagiare, quindi anche dei vissuti di colpa io sto notando che come dire, alleggiano tra le relazioni. Io penso che sia importante che ciascuno in modo graduale si riavvicini a ciò che era la propria vita. Ovviamente ci sono state già delle aperture che quindi gradualmente hanno fatto riprendere, però devo anche spezzare una lancia a favore un po' di quello che si vede nel nostro territorio, o almeno io parlo della parte centrale, a nord, Treviso, Padova. Ho visto, devo dire, anche molte persone attente e scrupolose, poi lasciamo stare i casi isolati, però come dire, se si gestisce in questo modo molto attento e adulto, riprendiamo. Chiaramente assisteremo a quello che sappiamo già potrebbe accadere dal punto di vista sociale, perché ci sono degli studi che l'hanno già sperimentato. In una fase iniziale c'è una sorta di desiderio interno di incontrare l'altro, e quando dico l'altro intendo le proprie amicizie, eccetera. Da un altro punto di vista, i primi contatti sembreranno alle persone poco gratificanti, oppure come se perdessero un po' lo smalto. Beh, questo è assolutamente normale, perché dobbiamo rientrare un po' nell'intimità della relazione, nella tipologia della relazione che avevamo, e quindi diamoci un pochino di tempo. Allora, dottore, devo chiederle un attimo di pazienza, abbiamo una breve pausa pubblicitaria e poi torneremo da lei per affrontare altri punti importanti legati proprio agli aspetti psicologici di questa pandemia. Tra pochissimo, restate con noi. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria, in collegamento via Skype il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, con il quale stiamo affrontando i vari aspetti proprio psicologici legati alla pandemia che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo con queste prime riaperture. Dottor Canil, a questa si aggiungono poi tutte quelle ripercussioni psicologiche legate alla crisi economica, quindi panico, l'ansia, l'incertezza del futuro dal punto di vista lavorativo, fino agli gesti più estremi. La cronaca ci ha raccontato di imprenditori che sono arrivati appunto a togliersi la vita di fronte ad a prospettive di un futuro lavorativo incerto o drammatico. Anche questo è un tassello in più in questo panorama difficile che ci troviamo a vivere. Sì, lei dice bene, solleva giustamente un argomento molto importante e anche preoccupante.
allora diciamo che lì dove si può porre rimedio, si pone rimedio, perché ovviamente abbiamo tutti gli strumenti per aiutare dal punto di vista sanitario, però appunto c'è sempre un grosso vantaggio, cioè che la persona chiede un intervento perché ha dei sintomi, perché ha un malessere, perché ha una situazione esistenziale che la fa star male, e questa è la procedura che tutti auspichiamo. Molto più preoccupante sono quei casi in cui, come abbiamo assistito purtroppo negli anni passati, di una certa categoria, che è quella degli imprenditori, che è quella di chi ha fatto impresa e che si vede un po' tutto ciò che ha costruito, ma soprattutto l'idea del futuro, progressivamente sgretolare e crollare. Questo è un fenomeno abbastanza importante di cui dobbiamo tener conto. Da un lato la statistica ci rassicurerebbe, perché molti studi ci hanno fatto vedere come in realtà la media suicidaria, soprattutto in Europa, tende a calare quando il benessere economico è più basso, contrariamente magari al luogo comune, mentre col benessere economico in crescita tendenzialmente aumentano anche i suicidi. Però qui parliamo di una categoria molto specifica, cioè di persone che entrano innanzitutto in una fase di acuta depressione perché per questioni territoriali, culturali, personali, la propria attività per molti è la propria famiglia piuttosto che la propria creatura, e di conseguenza questo lento scivolare in una fase depressiva lì dove economicamente le cose non vanno bene predispone purtroppo a degli agiti abbastanza importanti. Quindi la prevenzione suicidaria secondo me sarà uno dei punti importanti su cui lavorare, ma non dopo, prima, perché ovviamente bisogna fare un sacco di prevenzione. Quindi sono assolutamente ignorante in materia economica, immagino che comunque ci siano delle problematiche che vanno a toccare anche delle piccole, medie o grandi attività. Soprattutto bisogna fare una rete dal punto di vista familiare, relazionale, affettiva, amicale, e lì dove ci sono situazioni di difficoltà con cui veniamo a contatto, cominciare a parlare con i nostri amici che saranno imprenditori, che saranno persone che hanno attività, proprio per dir loro: guarda, se cominci a sentirti male, se hai pensieri negativi, se cominci a non dormire la notte, prova anche a chiedere un sostegno attraverso qualsiasi canale, ce ne sono moltissimi, dai medici di medicina generale piuttosto che altre persone che chiamano in modo diretto o il clinico, il professionista, la salute pubblica, eccetera. Quindi secondo me sarà molto importante creare questo tipo di rete per evitare quel fenomeno che abbiamo purtroppo già visto negli anni scorsi, e parliamo ormai purtroppo di un decennio, quindi l'attenzione massima la metterei lì. Abbiamo capito dalla sua analisi, dottor Canil, come questa pandemia abbia avuto una pesante, importante influenza psicologica su tutti noi, probabilmente anche su chi non manifesta i sintomi di cui lei ha parlato, ma inconsciamente tutti noi abbiamo avuto delle pesanti ripercussioni causate da tutto il contesto nel quale ci siamo trovati a vivere. Sì, questo è vero, non è necessario sviluppare sintomi perché, ogni persona vive con un grado diverso le proprie emozioni e pensieri, e non è detto che tutti quanti, reagiamo in un modo sintomatico, cioè diremo patologico, cioè pathos, sofferenza, però comunque un certo livello di preoccupazione e di disagio ha colpito un po' tutti noi, questo è inevitabile. Si è creata inizialmente una situazione molto inattesa. Io ho visto molte persone che non sapevano bene cosa stesse succedendo, e quindi parliamo di marzo, ma via via poi, ciascuno ha tentato di far fronte a questa novità in un modo personale, in un modo più o meno originale, però ha creato una sorta di collettivo sentire, e quindi io noto che
c'è una sorta di diffidenza, c'è una paura, e la paura è, come dire, concomitante a ciò che desideriamo di più, perché tutti vorrebbero riprendere la vita di prima, vorrebbero riprendere quell'idea di libertà. Ovviamente bisogna agire un po' su quella se vogliamo creare l'isolamento che ha permesso effettivamente un contenimento del contagio, e quindi molte persone lamentano proprio questo, cioè guarda un po', quello che desideravo ora quasi quasi lo tengo. Quindi avvicinarsi progressivamente, ma non temere, perché, come dire, l'aspetto emotivo di ciò che vivevamo prima dell'isolamento tornerà sicuramente, però sarà graduale, chiaramente. Che disturbi post-stress, ripercussioni da coronavirus avete registrato da queste, insomma, dalla vostra esperienza diretta sul campo? Guardi, attualmente abbiamo soprattutto disturbi del sonno e disturbi d'ansia. Questo non significa che non ci siano anche disturbi di un grado o di invalidazione un po' più intenso, però normalmente si ha una sorta di ritardo, cioè se parliamo del disturbo da attacchi di panico, quello, come dire, crea una sintomatologia talmente intensa, talmente bloccante per l'individuo, per la persona, che chiaramente la persona chiede aiuto immediatamente. Ma se parliamo di un disturbo post-traumatico da stress, tendenzialmente c'è una sorta di reticenza iniziale nell'avvicinarsi, quindi magari può darsi che qualcuno vada dal medico di medicina generale a lamentare che non dorme bene, piuttosto che ha pensieri negativi, ma questi normalmente lavorano un po' di mesi, e per questo io dico stiamo pronti, perché l'ondata di ripercussione sul piano psicologico avverrà nei prossimi mesi, soprattutto quando le cose riprendono e quando alcune persone che purtroppo per un vissuto non facilitante riprenderanno con molta fatica la socializzazione, con molta ansia, perché le preoccupazioni che hanno accumulato si ripercuoteranno solo nei prossimi mesi. Quindi, come dire, i disturbi d'ansia del sonno, abbiamo detto, già sono presenti e sono persone che stanno chiedendo aiuto ora, ma attendiamoci anche il disturbo post-traumatico da stress più avanti. Dottore, grazie mille per averci fatto questo quadro della situazione, e torneremo a collegarci con lei nei prossimi giorni per ulteriori focus su quelle che sono appunto le ripercussioni dal punto di vista psicologico legate a questa emergenza. Grazie al dottor Michele Canil, buon lavoro e a risentirci presto. Grazie dottore, adesso noi ci fermiamo ancora per un'altra brevissima pausa pubblicitaria e poi andiamo a Marghera con Ilaria Marchiori per fare il sunto di quanto è emerso dalla conferenza stampa del governatore Zaia, tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta. Prima di andare da Ilaria Marchiori vi ricordo il nostro sondaggio. Questa sera al termine di Ring il risultato. Vi chiediamo secondo voi se è giusto, per quanto riguarda naturalmente le elezioni regionali, se siete d'accordo nell'andare a votare in luglio. Vi faccio vedere se la regia riesce a mandare la grafica. Ecco, meglio votare a luglio, questo è il quesito esatto che vi rivolgiamo. Se per voi è sì, è sufficiente che facciate uno squillo allo 0422 1626 691, se per voi la risposta è no, lo squillo è da fare allo 0422 1626 690, la telefonata è gratuita. Andiamo subito a Marghera da Ilaria Marchiori, che ha seguito per noi la conferenza stampa del governatore Zaia, e ringrazio Ilaria per averci atteso. Ilaria, un riassunto di quello che è emerso dalle parole del governatore Zaia e dell'assessore Lanzarina, te la linea.
Eccoci qui, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo tra l'altro usciti da pochissimo perché poi ci siamo trattenuti con l'avvocato della Regione Veneto, l'avvocato Botteonna, per avere alcuni chiarimenti anche per quanto riguardano gli aspetti proprio più tecnici dell'ordinanza che appunto l'avvocato conosce sicuramente meglio e nel dettaglio. Quindi se poi dovessero arrivare anche ulteriori domande da parte dei telespettatori provvederemo se insomma siamo in grado, con le informazioni che abbiamo appena ricevuto, di potergliele fornire, poter dare spiegazioni in questo momento che comunque ha ancora un po' di confusione. Allora, uno degli aspetti principali che è stato toccato dal governatore è nuovamente quello che riguarda i dispositivi di sicurezza, nello specifico stiamo parlando nuovamente delle mascherine. Lui ha detto: questa apertura del Veneto è molto importante, è anche un atto di fiducia nei confronti dei cittadini, ma serve la totale messa in sicurezza e dunque indossare la mascherina, l'ha ribadito come se non fosse stato ribadito poi in tutte queste settimane, ma ora ancora di più proprio perché c'è questa apertura, è fondamentale. Ha anche detto possiamo fare questo sacrificio per almeno 10 giorni, questo non significa, poi è stato specificato che tra 10 giorni le mascherine si potranno dunque togliere, ma significa che se i dati epidemiologici saranno buoni, ed è quello che si spera, e questo dipenderà anche tantissimo dai cittadini e dalla responsabilità di tutti i veneti, allora si potrà pensare comunque di indossarla meno o comunque di toglierla in situazioni magari all'aria aperta in cui si è magari da soli o comunque con persone del proprio nucleo familiare, oppure in spiaggia, che è il domandone insomma che ci sta arrivando adesso proprio in vista delle vacanze e di chi prenota e di chi pensa anche di andare al mare e va un po' in ansia all'idea di dover trascorrere anche una sola giornata in spiaggia sotto solleone con la mascherina, perché a prescindere dalla bronzatura poi c'è proprio una questione di respiro che è importantissima. Dunque, se in questi 10 giorni i dati saranno buoni, il governatore ha detto la mascherina la si potrà indossare di meno. Attenzione, perché questo non significa che la potremmo buttare via, perché dovrà essere sempre con noi, la dovremo avere sempre a portata di mano, nella borsa, nella tasca, quello che è, perché negli spostamenti ci si potrebbe trovare in situazioni di assembramento o anche di dover entrare in luoghi chiusi dove appunto è fondamentale. Ha parlato anche il Presidente di accordi che sono stati già firmati con le regioni confinanti e dunque anche province confinanti, quindi l'accordo con il Friuli Venezia Giulia, con l'Emilia Romagna, ad esempio per quanto riguarda le province di Ferrara con Rovigo, per quanto riguarda Venezia invece Udine, Pordenone, Treviso, Pordenone, Belluno, Trento e Udine, e per questi casi importante, lo ricordiamo, servirà solo per questi casi l'autocertificazione. Dunque per spostarsi all'interno della propria regione l'autocertificazione, per la gioia di tantissime persone, non servirà più, invece per doversi spostare nelle regioni confinanti con cui sono stati stretti gli accordi l'autocertificazione servirà ancora. Questa è un'altra informazione importantissima. Abbiamo parlato ancora dei supermercati. Al supermercato meglio recarsi ancora da soli per non creare assembramenti. Il governatore ha detto anche per avere rispetto di chi vi lavora all'interno, e ha voluto affrontare anche la questione delle aperture domenicali, perché ha detto la scelta delle aperture domenicali non compete alla regione. Se fosse per me, l'aveva già detto insomma tempo fa, l'ha ribadito oggi, io la domenica non aprirei, però dal momento che questa non è una decisione che prende la regione ma il governo, il presidente ha dovuto specificarlo e dunque in questo caso alzare le mani. Ha affrontato ancora il tema dei ristoranti, perché è un tema caldo, sono tante le domande che stanno ancora arrivando e lo sappiamo perché lo stiamo sentendo da tantissime voci di categoria, da tanti ristoratori. Ci recheremo anche nei posti per cercare di capire come si stanno riorganizzando, probabilmente ancora, anzi senza probabilmente, tantissimi non
non riescono a riaprire oggi, altri ci proveranno a modo loro, altri invece non lo faranno in segno di protesta, ma insomma mano a mano cercheremo di capire. Quello che il governatore ha detto è che deve esserci appunto questo metro di distanza, che si deve indossare la mascherina eventualmente per alzarsi, andare al bagno o se si incrociano altre persone, ma se si è del proprio nucleo familiare in un ristorante in 2 o in 3, poi la si può togliere tranquillamente, e ovviamente anche gli altri, perché per cenare o per pranzare non si può indossare la mascherina. Ha poi fatto un appello ai sindaci, ha detto non che serva, perché sono sicuro che tutti avranno il buon senso di dare una mano, però l'ha fatto comunque, ovvero quello di essere più elastici e di avere elasticità per quanto riguarda l'ampliamento degli spazi esterni, e dunque quindi quello che riguarda i plateatici, perché nei giorni scorsi abbiamo sentito anche dei ristoratori che dicevano il comune non ci dà il permesso per poter distribuire i tavoli fuori, quando invece in realtà si chiede elasticità proprio da parte della regione, e questo ai sindaci. Arriverà invece una circolare per quanto riguarda i buffet all'interno dei ristoranti, perché questo è un altro punto, un altro tema caldo che è stato affrontato da molti proprietari di alberghi per quanto riguarda i buffet, che sono che vanno per la maggiore all'interno delle strutture alberghiere, e che quindi dovranno organizzarsi e attrezzarsi proprio per poter mettere in pratica questi buffet, per non doverli eliminare del tutto, perché ci sono delle strutture che sono nate con il concetto del buffet e che quindi farebbero doppiamente fatica in tutto questo marasma anche dover riorganizzare la questione pranzi o cene. E quindi arriverà questa circolare, perché il governatore ha detto si cerca di far aprire ugualmente, magari adottando quello che potrà essere il sistema self-service tavola calda, dunque con una persona che può servire, o con dei divisori, magari il plexiglass. Ha detto no, che lui insomma è abbastanza contrario al concetto di plexiglass, però insomma con dei divisori che potranno permettere questi distanziamenti. E poi ancora la questione centri estivi, importantissima perché per le famiglie e poi anche per tantissimi gestori di nidi. Non si è parlato nel DPCM, nel governo, della fascia 0-3 anni, ma la regione ha tutta l'intenzione invece di occuparsi della fascia 0-14, dunque includendo anche quella 0-3. E proprio per questo uscirà in settimana un'ordinanza delle novità per quanto riguarda la questione centri estivi. Si sta lavorando tantissimo, l'ha detto il governatore, l'ha ribadito poi l'assessore alla sanità Lanzarin, proprio per cercare di dare delle risposte imminenti alle famiglie, sia sui centri estivi che sulla questione dei nidi privati, e che quindi aiuterà anche i gestori di queste strutture, anche perché bisogna riorganizzarsi. Si potrebbe anche poter aprire prima, potrebbe succedere anche il 25 maggio, però in questo caso è d'obbligo il condizionale, perché stanno attendendo, proprio per non dare delle informazioni errate o comunque creare delle illusioni, delle conferme precise sul protocollo, sul testo a cui stanno lavorando ormai da settimane. Ecco, questi in sintesi i punti della conferenza stampa odierna del governatore Zaia. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, grazie, buon lavoro. Grazie per la sintesi, appunto. Grazie Ilaria per la sintesi di quanto emerso oggi in conferenza stampa. Noi siamo in chiusura, alle 17:30 torneremo con l'edizione straordinaria. Vi ricordo però proprio in chiusura un flash sul nostro sondaggio. Vi chiediamo se secondo voi, per quanto riguarda le elezioni regionali, è meglio votare a luglio. I numeri li vedete in sovraimpressione. Per fare uno squillo è sufficiente fare uno squillo ai numeri che vedete in sovraimpressione per il sì o per il no. La telefonata è gratuita. I risultati questa sera al termine della nostra trasmissione Ring. È tutto, grazie per averci seguito, ci vediamo più tardi, buon pomeriggio.